Buonasera, ben trovati al consueto appuntamento del gruppo TV7, TV7 Match, per parlare ovviamente delle prossime elezioni. Vedete il mio countdown, 202 ore, 56 minuti, 36 secondi, fra poco lo 24, eccolo qui all'appuntamento, questo appuntamento molto importante per l'Italia e per gli italiani, perché deciderà il futuro della nostra nazione. Per parlarne questa sera abbiamo come sempre il nostro editore, il professor Mano Case, buonasera, grazie di essere con noi. Poi il candidato al Senato per la Lega Adolfo Zordan, buonasera a tutti. Il candidato alla Camera per le Rivoluzioni Civili in Groia Alberto Borì, buonasera. L'onorevole Massimo Donadi, capolista alla Camera del Centro Democratico, buonasera. Grazie onorevole di essere con noi. Walter Rosato, candidato alla Camera per la Scelta Civica con Monti per l'Italia, grazie di essere con noi. E Stefano Salmè, candidato al Senato della Fiamma Tricolore del Friuli Venezia Giulia, grazie a tutti di essere con noi. Saluto Elisabetta Corazza, buonasera Elisabetta. Ai nostri ospiti e soprattutto ai telespettatori da casa. Vi ricordo che potete partecipare attivamente al programma, potete chiamarci allo 049 80 777 53 oppure potete mandarci sms al 345 33 41 171. Eccoci, volevamo assicurare, vista la telefonata la settimana scorsa, che non è successo nulla di grave per il nostro telespettatore che aveva telefonato, aveva messo un po' di timore a tutti i telespettatori che ci hanno chiamato, professore, anche durante la settimana, è giusto ricordarlo quantomeno, questo vero? Sì, certamente, ma insomma... Bene, allora vedete anche i nodi vengono al pettine, perché poi tutto quello che sta succedendo oggi in Italia, arresti, non arresti, davvero fa pensare a tante belle cose, a brutte cose, scusate, ne parleremo durante la trasmissione, però il primo argomento che volevo chiedere ai nostri ospiti: in settimana si è dimesso il Papa e volevo sentire il pensiero, inizio proprio dal professor Mano Case. Professore, questa scelta di Ratzinger da dove arriva secondo lei? Non è dato sapere da dove arriva, sta di fatto che è un fatto che non succede da circa 700 anni. Diciamo che l'ultima volta che è successo in questa maniera così eclatante è stato sotto Celestino V, che lasciò il papato dopo circa 6 mesi, anche istigato e spinto dal cardinale Caetani, e quindi lasciò la carica, fu appunto eletto poi Bonifacio VIII, perché era il segretario di Stato dell'epoca del Celestino V, e divenne Bonifacio VIII, quel grande Bonifacio che poi inventò l'anno santo. Però in realtà l'anno santo fu inventato da Celestino V, perché fu il primo a dare una sorta di soluzione tombale di tutti i peccati per coloro che andavano a visitare la sua sede presso l'Aquila. Questo è stato un po' il motivo per cui Celestino V fu in qualche maniera allontanato dal papato, e perché dilapidò in buona parte i beni della Chiesa, regalandoli per la maggior parte alla congrega dei mendicanti. Bonifacio VIII, quando divenne Papa, cercò di recuperare e riuscì a recuperare tutti i beni che erano stati lasciati da Celestino, e quindi riprese in mano la situazione. E Celestino era molto amareggiato di questo fatto e disse che divenne Papa Bonifacio VIII da uomo da volpe, regnerà come leone e poi alla fine morirà come un cane, ed era una predizione. Celestino V era considerato un santo, e il fatto che Celestino V fosse diventato Papa non era tanto perché fosse cardinale, quindi entrava nella conclave, quanto perché da 27 mesi sostanzialmente non si riusciva a mettere insieme il conclave per l'elezione di un Papa. C'era stata anche la peste a Roma, e quindi tutta una serie di vicende abbastanza drammatiche, ma la parte più drammatica erano i 2 cardinali colonna che bloccavano di fatto l'elezione del pontefice. E quindi, Donadi, secondo lei, in questa settimana sono nate molte ipotesi sulle dimissioni del Papa. C'è chi ha detto che è stanco, come il Papa stesso ha detto, c'è chi invece ha detto ha avuto un pontificato difficile, con tanti scandali, il fratello, la pedofilia, e qualche cardinale l'ha fatto dimettere. Il suo pensiero in tal senso qual è? Ma guardi, io non voglio credere in questa dietrologia.
il papato è uno sforzo straordinario, fisico, psichico e spirituale. E il Papa è palesemente, insomma, non solo una persona ormai ampiamente oltre gli 80 anni, ma io l'ho visto oggi in alcune immagini del telegiornale, fisicamente e visibilmente provato. Quindi credo che sia un atto di grande umiltà, di grande umanità. L'umanità è debole per definizione e credo che riconsegni una dimensione anche più umana di questo pontefice che dopo Giovanni Paolo II, a noi italiani in particolare, forse è sembrato un po' freddo in alcuni momenti, poco empatico. Credo che questa umiltà, riconoscere il venir meno delle forze rispetto ai tanti impegni, sia un fatto positivo. Anche perché posso dire una cosa, ma che non c'entra niente con la religione e ancor meno con la politica. Andiamo verso periodi dove, grazie alla medicina, grazie a tenore di vita, la vita dell'uomo si allunga, e francamente credo che il Papa indichi una strada che probabilmente passeranno molto meno di 700 anni prima che venga ripercorsa di nuovo, perché reggere un papato a 85-90 anni, per quanto uno possa essere in salute, ha dei limiti, insomma, e forse non è neanche la cosa più auspicabile nell'interesse della comunità. Ma lì lo fanno apposta per scegliere un Papa più anziano per avere la durata breve, e lo dicono loro, naturalmente ne mettiamo uno in modo tale... di transizione li chiamano addirittura, sì. Che non è bello, comunque, però è così. Comunque ecco, io credo che sia un fatto tutto sommato da apprezzare. Che stia veramente. E secondo Rosato? Ma sicuramente un atto di grande dignità. Io credo che al di là di tutto, come giustamente diceva il professore, noi non possiamo sapere le motivazioni per cui il Santo Padre si è dimesso. Quindi dobbiamo attenerci a quelle che lui ci ha dato. Sicuramente la stanchezza, come diceva l'onorevole Donadi, la tarda età, il fatto che reggere il papato, soprattutto in questo momento, sia tutt'altro che facile. Sicuramente la stanchezza di un uomo che viene dopo un grande Papa, che è stato Giovanni Paolo II, che ha aperto degli orizzonti infiniti alla Chiesa, al dialogo ecumenico, ed era un po' la figura che era in ombra rispetto a Giovanni Paolo II, ma che era anche quello che in qualche modo dietro le quinte, no? In alcuni momenti ha guidato un pezzo di quel percorso. Ecco, forse il fatto di avere lavorato così tanto, no, negli anni per la Chiesa lo ha anche logorato. Al Papa va il rispetto di tutti, credo, no? Al di là dell'appartenenza religiosa o del diverso credo, proprio di fronte alla stanchezza dell'uomo e alla decisione davvero di grande dignità di fermarsi quando le forze non lo sostengono più. Secondo lei, Salmè? Ma non dobbiamo dimenticare che Ratzinger era un grande dottrinario, e quindi probabilmente ha anche voluto a suo modo segnare la strada del futuro per i prossimi papi, perché ha ripristinato un istituto che era già nella dottrina della Chiesa, cioè l'istituto delle dimissioni è previsto. I riferimenti storici non hanno niente a che vedere con la situazione attuale. Il riferimento di prima eravamo, credo, insomma, così a memoria, in pieno scisma di Avignone, o con la ricomposizione, con il Papa, con la situazione attuale non c'entra nulla, e credo che lui non avesse più effettivamente le forze fisiche per andare avanti e abbia voluto dire anche per i suoi successori: questo è un istituto che fa parte della dottrina della Chiesa e potrà essere utilizzato anche in futuro, perché come diceva giustamente prima l'onorevole Donadi, effettivamente la vita si è allungata, ma non è che se la vita si allunga, come dire, le forze rimangono quelle di un'età ancora giovane, per cui non è immaginabile che reggere la Chiesa più numerosa del mondo a 80-85 anni sia una cosa facile. Sì, ma lo sanno, vengono eletti a quell'età lì. Non è detto, perché il Papa precedente è stato eletto in età molto più giovane. Sì, però stava male, eppure è rimasto fino alla sua fine, cioè vuol dire delle volte... probabilmente il suo carattere, quello del martirio, certo. No? Ma questo invece Papa Ratzinger è più un dottrinario. Ma Ratzinger accennò già nei primi anni del 2001 il consiglio di Giovanni Paolo II di dimettersi, perché venne da lui questa sorta di suggerimento e Giovanni Paolo II disse: io non scenderò dalla croce.
e quindi il segnale contrario. Questo Papa evidentemente è coerente con quello che aveva detto prima. Giordano? Allora, sono d'accordo un po' su tutto quello che è stato detto sulla visita del Papa, sull'atto di dignità, su altre cose. A me interessa un po' vedere cosa è successo un attimino prima, con la storia del Corvo o altre cose, no? Dei segreti o delle carte, degli incartamenti che sono usciti fuori. E più che altro il momento che stiamo vivendo un momento di crisi globale. Nella crisi globale abbiamo le dimissioni di un Papa. Quello che mi fa pensare un attimino, ma pensare veramente, se è dimesso come capo religioso, come capo dello Stato, quali sono state, a noi non è dato da sapere, l'ha già spiegato il professore della Chiesa, non ci ha mai dato da sapere qualcosa, però sono domande che io mi pongo internamente e dico sì, va bene, ha sentito il peso del potere, non voglio chiamarlo insomma del potere, ma credo che sia anche coadiuvato da moltissima gente il Papa, non credo sia la stanchezza che abbia determinato le sue dimissioni, ma secondo me sono eventi che spaziano in tutto il globo, tutto il mondo, non solamente per un fatto di stanchezza, un atto di umiltà. Dunque per un problema politico? Un po' di politico, poi tutti dicono che un Papa sia un po' freddo e ricordo che questo Papa è stato il primo a dire che i bambini vanno in paradiso anche se non sono battezzati. Non dico che sia proprio freddo, ha aperto a molte religioni. Abbiamo avuto un Papa progressista come il precedente, questo qui doveva essere un conservatore, però di conservatore sì, ha fatto qualcosa, ma secondo me ha spaziato, insomma, ha fatto delle cose importanti. Secondo lei è una scelta? Non so se la politica abbia condizionato, qualcosa c'è e lo scopriremo col tempo perché la storia ce lo dirà. I riferimenti storici a me fanno sempre piacere perché ci riportano il presente. Non credo che la stessa cosa succederà fra 700 anni, secondo me diventa una prassi. E adesso bisogna capire perché la fede è. Qui stiamo parlando fra politici, però bisogna vedere cosa succederà adesso con le prossime elezioni. Cioè, con le prossime... Con le prossime, sì, mi scusi, sì, no, con le prossime... Diciamo che ormai siamo nel tema, mi scuso. Dobbiamo notare che il Papa no, che abbiamo capito. Borì, il suo pensiero invece... Chiamerete i cardinali qua. Sì. Sicuramente. Oh, ma faremo una trasmissione per sentire il pensiero ovviamente di tutti i nostri ospiti in questa serata. Mori? Io invece credo che sia un segnale dato principalmente verso la Chiesa e verso l'interno, come si dice, cioè un segnale del fatto che non vuole, come dire, sottostare a dei condizionamenti, perché comunque questo Papa ha evidenziato una serie appunto, di tensioni interne che la Chiesa ha vissuto e sta vivendo, e penso volesse proprio, come dire, destabilizzare anche un po' i giochi di potere che purtroppo ci sono dentro anche questa istituzione, e con questa mossa a sorpresa voleva, secondo me, proprio come dire, non favorire i normali meccanismi che avvengono proprio all'interno di questa realtà, quindi dimissioni impreviste, di conseguenza diciamo, creando una serie di disagi proprio dentro l'istituzione, favorendo forse anche delle spinte di cambiamento, proprio di gestione dell'istituzione, e quindi forse anche lanciando un messaggio che è possibile in qualche modo rinnovare, e se lo fa lui, che in realtà si è dimostrato molto conservatore su tanti temi, avrà aperto sicuramente su alcuni campi, ma su altri ha chiuso in maniera quasi ermetica, forse ecco, questo è un segnale molto, molto forte, molto potente. E concludendo questo ragionamento, professor Ermanno Case, le dimissioni del Papa, tanti ho detto, possono incidere sulle elezioni fra 200 ore oppure no? No, non credo, perché sono cose a lungo agitate, però quello che la similitudine con la storia precedente di 700 anni sta di fatto che la crisi economica del papato di Bonifacio VIII corrisponde un po' alla crisi dello Ioro in questo momento, e mi pare che stanno cercando di trovare una soluzione, perché per l'ennesima volta la Banca dello Stato del Vaticano ha delle problematiche notevoli. Va bene, allora iniziamo a parlare. Oggi siamo andati in giro per la città e siamo andati a chiedere: la campagna elettorale finora, anche se manca una settimana, le ha chiarito le idee o le ha creato maggiore confusione? Sentiamo cosa hanno detto i nostri telespettatori. Non tantissimo, cioè sono molto indeciso sulla preferenza. No, perché non ci danno buone prospettive né da una parte né dall'altra, per cui vedrò all'ultimo cosa votare. Io certo ho la mia idea, però ancora non ho nessuna idea chiara.
La campagna mi ha, come al solito, colpito negativamente, ma non ci aspettavamo granché. Voto diverso dal solito questa volta, purtroppo per delusione, ma convinzione che andiamo forse di votare meglio, ecco. Si spera, sempre speriamo, perché è l'unica cosa che possiamo fare. Ho le idee chiare per chi votare, anche se non ho seguito molto la campagna elettorale, però qualche idea me la sono fatta. Mi è servita a confermare le mie idee, quelle che già avevo. Ho le idee mie, però non me le ha chiarite, no? Possibile che chiariscano le idee, insomma. Per farne di più confusione, c'è una roba impossibile assistere a tutti i partiti, a tutte cose, è una roba. Quindi lei non ha ancora le idee chiare su chi voterà? Ce le avrei, ma se non me le tolgono prima di andare a votare. Sì, mi è servita, se non altro per fare un po' il punto della situazione, per quanto drammatico sia, ma è servita. Ho cambiato idea, mi sono fatta più che altro un punto di vista forse un pochino più definito. Per me è tutta una confusione, non si capisce niente. Dopo non lo so gli altri. Io non vado a votare le persone che quando le sento alla televisione sento solo che hanno rubato qualcosa dalla mia Italia. Basta. Voterò di sconosciuti con la speranza che portino avanti un suo settore più interessante, più aiutato, con facce nuove, con realtà diverse. Io sono ancora incerta, vedremo quando ci sarà ora di votare. Sì, abbastanza mi è servita, nel senso che comunque per quel poco che mi interesso mi è stato utile sapere che ci sono le informazioni reperibili da qualche parte. Non ho cambiato le mie idee politiche perché le avevo comunque già abbastanza chiare, però ho avuto modo di farmi maggiormente delle idee su chi racconta magari qualche cavolata in più e chi in realtà con i fatti fa qualcosa in più. Tanta confusione, a me non va e non so neanche se vado a votare. È servita certamente per chiarire le idee che peraltro erano già abbastanza chiare. La campagna elettorale serve perché è sempre uno stimolo anche quando è una campagna elettorale di basso livello come quella che stiamo vedendo, soprattutto da certe parti. Niente, parlano solo di aria fritta, proprio solo interessi personali. Serve a gran poco, tanto parlano tutti più o meno delle stesse cose, promettono tutti più o meno le stesse cose. Un'idea su chi andrà a votare sì ce l'ho, ma insomma è vaga, confusa e anche poco chiara. Ecco, abbiamo sentito, ne abbiamo messi diversi in modo tale che anche voi qui, gli ospiti di studio, abbiano le idee abbastanza chiare sui nostri telespettatori che abbiamo intervistato, perché avete sentito, ognuno ha detto la sua, però non mi sembra ci sia molto entusiasmo tra le persone che andranno a votare. Ne parleremo con i nostri ospiti subito dopo la pubblicità, rimanete con noi, a tra poco. Rieccoci allora, onorevole Donati, abbiamo sentito il pensiero di una parte di telespettatori su cosa si aspettano da questa campagna elettorale. Ecco, facciamo un disegno di questa campagna elettorale. Oggi non si possono fare sondaggi, però prima, una settimana fa, il PD era in vantaggio, seguito dal PDL, e il Monti dovrebbe essere quello che deciderà il futuro dell'Italia, di chi governerà il Paese. È così chiara questa chiave di lettura delle prossime votazioni? Io francamente la vedo in modo un po' diverso. Non c'è il PD e il PDL, c'è la coalizione di centrosinistra che è fatta da PD, da SEL, da Centro Democratico che io rappresento e che ha un competitore. Questo competitore è il centrodestra di Berlusconi e della Lega, e queste sono le due forze politiche che si giocano il governo del Paese. È un dato numerico ancora prima che politico. È evidente che sono di gran lunga le prime due coalizioni nel Paese. E credo che su queste coalizioni e sui partiti che le compongono si debba concentrare principalmente l'attenzione degli elettori, nel senso che io ritengo che ci sia una storia che parla, 4 anni di governo Berlusconi, di cui 3 di crisi, che ci hanno riconsegnato un'Italia sull'orlo del baratro, il debito pubblico fuori controllo,
due manovre fatte in fretta e furia tra luglio e ottobre del 2011 per 150 miliardi di euro complessivi, 2/3 dei quali fatti di tasse che poi abbiamo pagato in quest'ultimo anno, e ricordo di questi 100 miliardi di tasse messe da PDL e Lega, non un euro di tassa era proporzionale, erano tutte tasse, io le chiamo vigliacche, quelle che sono pari per tutti i cittadini italiani e quindi colpiscono molto più duramente le fasce sociali più deboli. Ricordo 40 miliardi di euro di maggiori tasse in 4 anni derivanti dal taglio delle detrazioni fiscali a favore delle famiglie, 20 miliardi di euro di maggiori tasse per le accise sulla benzina e sui tabacchi, 12 miliardi di euro in 4 anni per l'imposta di bollo sui depositi di titoli in banca, anche quella priva di proporzionalità, che uno avesse 10.000 euro di botto, il pensionato, o 100 milioni di euro, l'imposta di bollo era sostanzialmente analoga, quindi una coalizione che ha portato il paese sull'orlo della catastrofe, ha riempito l'Italia di tasse che hanno gravato sulle fasce più deboli e oggi si ripropone come se fosse una verginella, abolendo, con la proposta di abolire quelle stesse tasse che loro hanno introdotto. Dall'altra parte c'è la coalizione di centrosinistra, una coalizione che io credo sia l'unica, anche per un dato numerico, che in questo momento non partecipa a questa sorta di collettivo saldi di fine stagione, dove io abolisco l'IRAP, ma io in più ti do anche il 5% in meno di IRPEF, ma io ti do anche la macchina nuova, forse perché c'è la consapevolezza che poi le promesse in questo paese bisogna anche cominciare a mantenerle, e quindi bisogna prendere impegni che siano compatibili con il quadro economico complessivo, e questo è lo scenario. Le altre forze sono forze che cercano di impedire a qualcuno di vincere, e questo vale per tutti, chi per far pesare poi di più i propri voti in quella sorta di mercato che sperano di aprire. Ma visto la differenza fra la Camera e il Senato, sarà un paese governabile alla fine dei giochi? Io mi auguro di sì, ma deve essere chiaro che questo in larga misura è nelle mani degli elettori. Che dovranno scegliere, purtroppo ancora una volta, con una legge sciagurata voluta dal centrodestra nel 2005. Tutti preannunciavano la futura vittoria del centrosinistra. Il centrodestra fece una legge con lo scopo dichiarato di rendere impossibile al Senato il formarsi di una maggioranza, anche se una coalizione vince in 17 regioni su 20 d'Italia. Se non vince in Veneto e Lombardia, o in Veneto o in Lombardia e in Sicilia, non ha la maggioranza. Quindi una legge, come dire, pesantemente antidemocratica, ma i cittadini devono sapere che questa è la legge con la quale andremo a votare, e che ogni voto disperso su una delle forze che puntano a non far vincere chi vuole metterci la faccia per andare a governare sono voti che purtroppo renderanno più difficile la formazione di un governo dopo, e più forte il potere di ricatto di chi pensa, di ricatto o comunque di negoziazione di chi pensa di far valere il proprio potere elettorale nel dopovoto. Giordano? Visto che voi siete l'altra parte... Sì, l'altra parte del cielo, non sono tanto d'accordo. Lui ha snocciolato, e l'onorevole Donati ha snocciolato un sacco di numeri e altre cose. Io vorrei chiedergli adesso sul fatto, proprio sulla realtà. Tanto le interviste ci fanno capire che di programmi o di altre cose non ne parla nessuno e si basano soltanto su quello che vedono in TV, sulle altre parti. Io sono abituato a vivere la politica per la strada e sento i problemi reali della gente. Non è che col governo Monti hanno qualcosa di differente, bisogna stare attenti, i due competitor sono centrodestra e centrosinistra. C'è talmente un malcontento che sta avvenendo un altro partito da cui ci dobbiamo difendere, perché la gente è stanca, lo sappiamo benissimo. Io non vedrei mica tanto i due competitor fra centrodestra e centrosinistra, io vorrei capire Grillo dove vuole andare, perché se noi non riusciamo a governare, non riusciamo a prendere sia centrodestra che centrosinistra, alla prossima tornata Grillo fa il primo partito in Italia, c'è poco da fare, la gente è malcontenta, non ci crede più. Se andiamo a vedere Berlusconi 5 anni, tutti questi numeri, tutti questi snoccionamenti di una fatta, gli italiani pagano, ma sono d'accordo con lei che sono dati, però adesso la realtà che stiamo vivendo nel Veneto, che stiamo vivendo nel nord e anche il sud, perché anche il sud ha una realtà che è difficile. Si dice che questo governo per un anno ha fatto il debito, ha provocato un debito pubblico più alto
Non c'è stata la ripresa, non c'è stata. Non ci sono state idee per far partire l'economia. Beh, in materia di debito voi non potreste parlare no, un quarto dell'intero debito pubblico italiano l'hanno fatto i 3 governi Berlusconi. Io l'ho ascoltata, lei fa parte, ma guardi che sono convinto di questa cosa. Mi dispiacerebbe che il vostro partito andasse a fare stampella a qualcun altro, perché è ora di cambiare la politica, è ora di parlare di problemi reali. È ora di andare in mezzo alla gente e capire, non si possono guardare queste cose e sentire la sfiducia che c'è tra la gente. Non siamo tutti uguali noi politici. C'è gente che è seria, che lavora per la gente, e c'è gente, come tutti gli uomini, che non lavorano per la gente, ma lavorano per se stessi. Sta cosa deve cambiare. Lo dico io del centrodestra. Lei mi dice un'alleanza, lo sa benissimo che la nostra è un'alleanza tecnica. Se facciamo una storia, un'alleanza tecnica, vediamo come andrà a finire. E perché la fate pertenere anche a voi il potere in Lombardia? Voglio dire... no, mi scusi, io guardo il Veneto, la Lombardia proprio per me è un altro pianeta. Fa parte della Lega, adesso se uno guarda una regione non governiamo più l'Italia. Se è un problema tecnico, è un problema che lo fate così perché volete anche voi la vostra, uso un termine non simpatico, la vostra poltroncina e poi... Come ho detto, ci sono la politica. Prima diceva a Donadi, non ha bisogno della mia difesa, che non devono fare la stampella, però in questo caso la fate anche voi, la stampella. Lei dice che noi facciamo la stampella? No, mi sembra, se dovete, non ho detto che fate la stampella, però... Ecco, no, noi abbiamo un bel progetto, lo abbiamo presentato, il PDL è d'accordo, il 75% delle tasse l'hanno firmato, è quello che noi ci interessa di far rimanere qua. Certe condizioni abbiamo dettate noi, che poi Berlusconi vada in giro che siamo un partitino, è tutto da vedere. Io ci credo ancora, io ci credo perché è l'unico partito, il mio partito, che ha a cuore la questione del Nord e diciamo io per primo quella del Veneto. In questo momento di crisi noi abbiamo bisogno di tutte le nostre risorse. Non è vero che sono state fatte delle leggi dove non si è guardato, insomma. Il Nord fino adesso è stato defraudato, insomma, diciamo no, certo, ma non riesco a capire una cosa, Giordano. Sì. Il Nord, la Lega del Nord o la Lega del Veneto? Perché doveva finire che il Nord, la Lega si divide in Veneto, Piemonte e Lombardia. No. Cioè... Su un senso federalista io dico che si partono dai comuni, si va sulle città, ma non perché non sono europeista per altre cose. Io credo che il dibattito bisogna farlo sulla strada, e per farlo sulla strada si parte dal piccolo e si va verso l'alto. Questo è il federalismo, non ho mai visto un federalismo vero e proprio imposto dall'alto, non l'ho mai visto, nella storia non esiste. Chi ha studiato il federalismo sa che non esiste. Rosato, allora voi andate molto veramente con la sinistra, sempre che non ci sia Vendola, mi racconti un po' cosa succederà, cosa farà il Monti all'interno di questo governo con la sua percentuale che ha di votanti, insomma. Allora, io devo dire che sono straordinariamente d'accordo con Donadi. Le prime due coalizioni sono quelle che oggi siete già assieme? No, ci mancherebbe che non fosse d'accordo. È questo il problema, non siamo già assieme perché poi i matrimoni combinati difficilmente riescono bene. Le prime due coalizioni che si contendono oggi il governo sono quelle che hanno portato a questa situazione. Da 20 anni a questa parte noi abbiamo assistito a un rimpallo di responsabilità fra il centrodestra e il centrosinistra che hanno fatto delle alleanze non per fare qualche cosa, per costruire qualche cosa per il Paese, ma per impedire che gli altri governassero. Allora, giustamente, l'onorevole Donadi prima ricordava, essendo bravo ed essendo un grande tecnico, che la legge elettorale, l'attuale Porcellum, è stato votato nel 2005. Verissimo, dato storico. Nel 2006 vince il centrosinistra. Nel 2006 il governo di centrosinistra è composto da 101 componenti tra ministri e sottosegretari, dato che pare che abbiamo scordato tutti. Il centrosinistra governa per quasi 2 anni e l'unica cosa che non fa, insieme alla legge sul conflitto di interessi, che ormai gli ricordiamo tutti ma sembra di sparare sulla Croce Rossa, è quella di cambiare la legge elettorale, perché all'interno del centrosinistra le forze che compongono quell'alleanza non sono d'accordo sul modello di legge elettorale. Il governo Monti, il governo tecnico, non si occupa della legge elettorale, dice al Parlamento, caro Parlamento, tu hai il potere legislativo, il Presidente della Repubblica invita il Parlamento a modificare questa legge, 2 giorni prima sostanzialmente che si vada al voto su una ipotesi qualunque di legge elettorale, il centrodestra fa mancare la fiducia al governo Monti, lo sfiducia in diretta, lo sfiducia al Fano in diretta. Allora la questione oggi non è quella di dire noi vogliamo fare la stampella di qualcuno, perché credetemi, a fare la stampella non siamo abituati, non ci piace, non siamo nemmeno politici. Io ricordo che nelle nostre liste alla Camera non c'è un parlamentare,
Siamo tutte persone, quasi tutte, tranne qualcuno al Senato, uscite da quella che viene chiamata la società civile, cioè quindi persone che non hanno la divisa del politico. Ciascuno di noi ha una sua professione, va in ufficio tutte le mattine, rientra a casa a una certa ora, segue la campagna elettorale come può, e non siamo abituati a questi marchingegni, no? A questi maneggi. Beh, Fini e Casini qualcosa ne sanno. Fini e Casini sono tra i pochi politici che sono stati candidati. Ha detto niente, voglio dire. No, onorevole, hai ragione. Il pezzo più è vero, però ingombrante della partitocrazia italiana. Va anche detto che, allora, dire che guarda, non io devo ci dire sono per una questione di garbo e di cortesia io evito di interrompere. E di solito evito anche di entrare in polemica, anche perché poveri italiani, cioè io ascoltando le persone che avete fatto vedere prima, no? Quelle che avete incontrato nelle piazze, poveretti, non ci capiscono nulla se noi litighiamo, cioè stiamo continuando, no, da mesi a rimpallarci, a rinfacciarci le cose. Ora, onorevole, se lei mi dice Fini e Casini e io le rispondo Mastella, non ne usciamo vivi, perché il povero Mastella italiano non sta con noi. Ora, stava nella vostra coalizione 2 anni fa. Adesso? Siamo perfettamente d'accordo, ma qualcuno direbbe, visto che abbiamo aperto col Papa, chi è senza peccato, quindi direi che da questo punto di vista sinceramente poco abbiamo da rimproverarci. La questione è un pochino più sottile di così. È chiaro che c'è il tentativo in questo momento che noi come Scelta Civica con Monti stiamo facendo di aggregare tutte le forze riformatrici dopo le elezioni. Cioè di mettere insieme chi ha a cuore gli interessi del Paese. Morale della favola, dove andrà Monti? Morale della favola, Monti oggi stesso lo ha dichiarato, le alleanze si fanno con chi è disponibile ad avere progetti riformatori per il Paese, e ce ne sono nel centrodestra e ce ne sono nel centrosinistra. Io devo dire, nel centrosinistra abbiamo una personalità come Renzi, che dice delle cose che in alcuni aspetti, e per alcuni aspetti sono molto vicine a quelle che sono il programma di Scelta Civica. Il programma sul lavoro lo ha scritto Pietro Ichino per Renzi alle primarie, e lo ha scritto Pietro Ichino, uscito poi dal PD, per il senatore Monti immediatamente dopo. Su questo c'è una convergenza con una grossa parte del Partito Democratico, va anche detto, e della coalizione che sta nel Partito Democratico, va anche detto però che oggi il Partito Democratico sembra più affascinato dalle sirene di Vendola o di Landini, per non dire dai programmi della Camusso, che vuole assumere 135.000 statali posti certi per pagarli con i soldi che arriveranno dall'evasione fiscale, dal contrasto all'evasione fiscale, che sono soldi incerti. In questa maniera abbiamo fatto 2.000 miliardi di euro di debito in questo Paese. Sì, ma porrei l'accento sul fatto che si continua a dire c'è qualcuno appunto che in qualche modo ovviamente sta sottolineando come il Paese sia in difficoltà, la situazione di crisi sia notevole, però c'è qualcuno appunto, anzi molte forze che hanno governato fino a poco fa e quindi hanno avuto la responsabilità di quello che è successo. Sentire oggi appunto che i partiti e le coalizioni che hanno sostenuto il governo Monti oggi come oggi lo contrastano e lo accusano appunto di aver provocato una situazione drammatica, fino all'altro giorno erano lì in Parlamento a sostenerlo, fa un po' pensare. Ecco che allora in maniera molto chiara l'invito che viene secondo noi, secondo Rivoluzione Civile, proposto agli elettori è proprio di guardare con chiarezza chi sono le persone, chi sono le coalizioni, i programmi che vengono proposti, di andare a vedere chi ha gestito la cosa pubblica fino a poco tempo fa e di domandarsi oggi come oggi se appunto di chi sia la responsabilità. A questo punto l'obiettivo è quello di dire votate per quella realtà, quelle persone, quei programmi che effettivamente propongono qualcosa di diverso, di innovativo, che si pongono veramente in alternativa con le forze, i centri di potere che hanno gestito la realtà fino a poco tempo fa. Questa è la vera spinta, no, innovativa. Come fai a fidarti di qualcuno che fino all'altro giorno ha avuto la responsabilità della cosa pubblica e ne ha determinato la situazione direttamente? Senta Morin, la parola rivoluzione non può essere un po' un senso anche di istigare violenza?
No, è stata... La parola così, ho capito Sì, che non è sì, questo, sì, però non lo so, l'altro giorno qui nel nostro vicinanzo uno è andato in banca, ha detto una volta gli imprenditori si sparavano, adesso cominciano a sparare anche i direttori di banca, cioè non è che possa essere preso come una... No, infatti è collegata proprio con l'aggettivo rivoluzione civile, ok? Quindi è questo il senso. Mica tutti però riescono a capire il senso. Ho capito, è ovvio che c'è una spinta, come dire, provocatoria e di stimolo e di attenzione, però è proprio per dire deve essere una rivoluzione che parte legata ai valori, le cose fondanti. Rivoluzione civile mette come primo elemento di riferimento la Costituzione, quello che rappresenta, quindi il senso è proprio questo, non si vuole assolutamente stimolare deviazioni. Però la gente può anche pensare rivoluzione, facciamo una rivoluzione, cioè ci sono due movimenti che hanno come prima del partito la parola rivoluzione, è una parola forte. Diciamo. Certo è una parola forte, provocatoria, stimolante, incisiva, su questo siamo d'accordo, però rivoluzione civile è come dire, cioè, credi in un cambiamento, sostenilo con tutte le tue forze, senza arrivare appunto a situazioni ovviamente sì, di deviazione che non sono queste alla base di questo. Parto dalle interviste. Mi pare che il denominatore comune delle interviste non ci abbiamo capito molto da questa campagna elettorale. Non mi sembra, con tutto il rispetto, che fino adesso abbiamo fatto un grande servizio per quelle persone che chiedevano chiarezza. Il dato di fondo è, noi abbiamo avuto, in questo concordo noi abbiamo avuto in questa seconda repubblica, no, quando sono 19 anni di seconda repubblica, dove sostanzialmente le due coalizioni hanno governato quasi lo stesso tempo, 9 anni e mezzo PDL Lega, quasi 9 anni il centro-sinistra. Quindi il disastro economico, sociale e politico che stiamo vivendo oggi, se ne dividono le responsabilità la coalizione di centrodestra e la coalizione di centrosinistra. Sa qual è l'unica forza che hanno? Per la quarta volta, la quarta campagna elettorale? Il voto utile. Ma io dico ai telespettatori e soprattutto ai cittadini, ma se il voto utile deve andare alle due coalizioni principali che hanno determinato questo disastro economico e sociale, altro che entrare nel recinto, bisogna uscire dal recinto, perché non siamo mica pecore da tosare, che dobbiamo portare il cervello all'ammasso perché ci sono le due coalizioni principali che ci chiedono il voto utile a chi? Alle loro poltrone, al loro potere, non ai cittadini che stanno nella condizione di oggi. E questa è la loro forza. Ma per Dio, non abbiamo ancora, come dire, parlato di uno solo dei problemi quotidiani che la gente incontra tutti i giorni. Lei faceva riferimento al caso, credo, di Campodarsego, giusto? Sì, sì. Ora, è evidente il fatto che è inaccettabile che un dipendente che non ha nessuna responsabilità per le politiche delle banche venga ferito da una persona che era evidentemente esasperata. Ma noi ci troviamo nella condizione attuale con dei piccoli imprenditori o delle famiglie che sono stati messi sul lastrico dai banchieri, i banchieri, non i direttori o i dipendenti della banca, e nessuno ne parla. Qua noi parliamo di una crisi economica che per larga parte è stata, come dire, voluta dai buchi, e il caso di Monte Paschi di Siena ne è un esempio, hanno creato le banche, salvo poi le banche andare a chiedere i quattrini allo Stato per ripianare i loro disastri. E evidentemente poi i governi, che sono in qualche modo eterodiretti dai banchieri, dovranno andare a tassare, a tagliare i servizi sociali e tutti gli altri servizi che garantiscono ai cittadini. Di questa cosa non se ne parla. Allora, per esempio, una delle proposte che abbiamo... Se ne è parlato, insomma. Sì, però voglio dire, se sembra che qualcuno sia se sento galera, le interviste, non mi sembra che la gente allora abbia capito queste cose, no? Perché, vede, soltanto le due proposte principali, giustamente l'onorevole Donati dice i 4 milioni di Berlusconi, ma dove li va a trovare? Però mi pare di aver capito che l'onorevole Bersani parla di un reddito di cittadinanza a tutti quelli che vengono messi fuori dal mercato del lavoro. E allora io dico, e i quattrini dove li trova? È evidente che sono proposte assurde. Noi abbiamo detto, siamo sempre stati contro i condoni fiscali, però come Fiamma Tricolore diciamo, abbiamo un'emergenza, tamponiamo intanto l'emergenza. Ci sono tanti piccoli imprenditori e tante famiglie che hanno uno storico dove hanno sempre pagato, sia ai loro fornitori sia allo Stato, e si ritrovano per la crisi economica a non poter più pagare, come dire, i loro impegni, e allora facciamo un condono fiscale tombale.
per l'emergenza, ripartiamo, ma almeno salviamo nell'esistente quello che possiamo. Professore Manocase, a 200 euro chiedo anche lei, anche se noi ci vediamo tutte queste puntate di politica, un'idea se l'è fatta lei di questa campagna elettorale? Abbiamo sentito i nostri telespettatori per la città, i nostri ospiti qui in studio, abbiamo avuto tutte le forze politiche come giusto sia. Si è fatta un'idea di questa campagna elettorale? Come andrà a finire è difficile capirlo, però un'idea se l'è fatta. Delle risposte precise con soluzioni precise non sono state presentate in nessuna maniera, salvo il solleticare un certo pubblico, un certo elettore che spera nella restituzione dei 100, 200, 300 euro dell'IMU. Ma ricordiamoci che la restituzione dell'IMU in questo momento è la restituzione dell'IMU di chi è ricco, non di chi è povero. Perché la prima casa, il 70% della prima casa sono persone ricche che dell'importo totale, sono le persone ricche che hanno contribuito al 70%, quindi questa operazione si potrebbe fare con una modica cifra di 1,5 miliardi e sarebbe sufficiente a accontentare tutti, ma questo non è. Poi dopodiché la situazione rimane quella che è. Quindi non è che abbiamo risolto niente, ma non mi pare che dai grandi partiti sia venuta una voce precisa di cosa fare. E cosa fare lo si sa. Decapitare il costo dello Stato, che è esattamente il doppio della Germania. La Germania dà servizi ed è un'azienda seria, quella italiana mangia e non dà niente in cambio. Questa è la problematica. Ma non ho sentito qualcuno che ha detto, forse salvo rivoluzione civile, no, che vuol fare la rivoluzione. Ma guardate che quella gente che è dentro i ministeri, non la spostate mica, perché sono talmente presi bene, perché fanno ricorso al TAR, fanno ricorso al Consiglio di Stato, fanno ricorso alla Corte Costituzionale, dopodiché, siccome tutti sono legati a questo andamento, resteranno là. Ministeri, regioni, province, comuni, sì, società partecipate e anche le regioni. Saremmo accusati noi di non pagare le tasse, ma se le tasse sono quello che sono, il 60% degli importi, cioè uno lavora fino a settembre per pagare lo Stato e dopo settembre comincia a mettere a casa qualcosa, direi che è drammatico e soprattutto col futuro che viene avanti. Veramente l'Europa deve darsi una mossa e questo è l'altro problema. Noi siamo dietro il carro dell'Europa, non siamo davanti, non stiamo trainandolo, ci stiamo facendo trainare e questo è merito del signor Berlusconi. La problematica è grossa, non possiamo andare avanti in questa maniera, non contiamo nulla e l'Europa ha i primi segni di default e saranno sempre più grandi se non riusciamo a togliere, a modificare il valore dell'euro. L'euro è una moneta astratta che ha una fissità rispetto alle altre monete che non ha paragone nella storia della moneta a livello mondiale e quindi dobbiamo capire che cosa vuol fare l'Europa, perché anche la Germania è in crisi in questo momento e il prossimo anno andrà ancora in crisi. Quindi vedo una situazione drammatica, cioè la situazione è drammatica, solo che noi non ce ne rendiamo ancora conto di quanto drammatica sia. Però, io non vorrei impaurire nessuno. No, è drammatica, però andiamo al voto fra è drammatica, andiamo al voto fra 200 ore e speriamo. Ma guardi che Luigi XVI, il re di Francia, 2 giorni prima che venisse arrestato, stava là che ballava con la sua signora e le cortigiane. Dopo hanno buttato giù i cancelli, sono andati a prenderselo. Ma questo continuava a ballare. Io ho l'impressione che sia la stessa cosa oggi. Cioè, continuiamo a ballare, ma non c'è più niente. Che balla, non c'è più niente. Posso permettermi di contraddirla, professore, su un paio di cose? Lei ha detto delle cose davvero interessanti e devo dire che in parte le condivido. Però su alcune cose non sono d'accordo. Non è vero che ad esempio noi come Scelta Civica non abbiamo presentato dei progetti. Guardate, solo la proposta di dimezzare l'IRAP per le imprese
togliendo il monte salari dal calcolo, è una proposta concreta che dà fiato alle imprese. Solo l'idea di dismettere 130 milioni di patrimonio pubblico per restituire, 130 miliardi, per restituire 30 miliardi alle imprese dei soldi che la pubblica amministrazione ad oggi non ha pagato, è un impegno concreto. Noi abbiamo detto una cosa, la dice spesso Enrico Zanetti, che è il nostro candidato alla Camera, il secondo candidato per Veneto 2, abbiamo deciso di non fare promesse a nessuno, ci siamo presi degli impegni. Abbiamo messo a disposizione le nostre professionalità, ciascuno di noi si occupa di un settore perché lo conosce, quindi sa di cosa sta parlando, e abbiamo scritto qualcosa che si chiama Agenda Monti insieme al senatore, fatta di impegni concreti, dicendo anche dove li andiamo a prendere i soldi. Lei crede che con le parole in Italia si risolva qualcosa, oppure bisogna mettersi attorno da uomini di buona volontà? È quello che stiamo provando a fare, si decide a professore. fare qualcosa decapitando quelli che sono i potentati Assolutamente della burocrazia italiana. Tant'è che la prima cosa che ha fatto il governo Monti... Non sono d'accordo che i politici guadagnano troppo, potrebbero guadagnare anche di più, se producono di più. Ha perfettamente ragione. Quello che non funziona è tutta l'organizzazione dello Stato, questo è il problema. Però vede, lei ha talmente ragione che uno degli impegni che noi abbiamo preso è quello di alleggerire il peso dello Stato. Ed è una delle cose che noi abbiamo scritto nero su bianco e sta in tutti i pezzi, i capitoli dell'Agenda Monti. Perché è chiaro che in questo momento il peso dello Stato è enorme ed è uno Stato in cui il 51% delle tasse non va in welfare. Lo ricorda spesso Giannino questo, no? Spesso inascoltato, uno dei nostri competitor, ma è giusto riconoscergli una lucidità di analisi che ha. Il 51% va nel mantenimento di una spesa pubblica che è l'autoriproduzione dello Stato. Vogliamo dire che queste cose sono state fatte... Lei pensa che il Monte dei Paschi di Siena sarebbe sopravvissuto se ci fosse stato il governo Berlusconi? Io credo di no. Ecco. Però allora è serve vera... una banca fallita. Ha ragione, professore, però l'ultima banca che è fallita... Sa quanto ha preso negli ultimi anni il Monte dei Paschi di Siena? Parecchio, non ho la cifra. 32 miliardi di euro. Professore, lei ha ragione, poi giuro che non intervengo più. Erano 2 miliardi e 4. Era una poi mi taccio. L'ultima banca però che è fallita e qualcuno l'ha lasciata fallire si chiamava Lehman Brothers. Purtroppo i risultati di Lehman Brothers li stiamo pagando ancora noi. Allora forse è antipatico, questo io lo posso capire e lo capisco perché io sono un dipendente, non sono un imprenditore, sono una persona a stipendio fisso, quindi capisco che per chi paga le tasse tutti i mesi, ha pagato l'IMU, ha pagato tutto, vedere che 4 miliardi vengono dati a una banca che è stata mal gestita anche per responsabilità politiche che stanno oggettivamente nel centro-sinistra di Siena, fa un po' di rabbia. Ma che mal gestita? Si parla di un'inchiesta che criminali, diciamo mal gestita, diciamo che la magistratura... Ho capito, però comunque 10 miliardi. È questione di mal gestione. 6 mesi prima ha preso 10 miliardi. Ma non possiamo farla fallire adesso. Poi, questo è il problema. Però, io sono d'accordo che nessuno deve andare fallito. Però chi ha salvato... Donati, volevo commentare un messaggio che mi è rimasto impresso, che è passato prima, che ha detto la banca, adesso è passato più o meno, diceva così, la banca è fallita e noi dobbiamo pagare perché la banca non fallisca. La mia azienda sta fallendo e la banca non mi dà i soldi per non fallire. Morale della favola, com'è questa storia? La banca bisogna che la salviamo, la mia azienda va a... È banale come ragionamento, ma è molto... è così, cioè, vuol dire, ha detto, è molto netto. La banca fallisce e noi la salviamo tutti perché giustamente bisogna salvarla. La mia azienda fallisce, chiedo un prestito alla banca, non me lo dà e devo dare degli strozzini. Ma... Le banche, ahimè, bisogna salvarle perché se cadono le banche cade un paese, crolla l'intero sistema economico. Quindi per quanto ma la risposta nessuno... Parlando ci arriva la risposta. Per quanto le banche nessuno le ami, è un dato di fatto che la crisi, come l'abbiamo vissuta in questi 4 anni, forse non sarebbe stata tale di queste dimensioni se non si fosse fatta fallire Lehman Brothers. Quindi purtroppo, anche se credo nessun italiano si staccerà le vesti per i banchieri, costituisce il sistema bancario l'ossatura di qualsiasi economia e se questa ossatura salta lo Stato, salta il paese, salta tutta l'economia. Il problema sta nella politica che in questo paese non ha fatto nulla per mettere mano a quello che si ricordava qui e
Francamente vorrei ricordare all'editore Chasen che per quanto mi riguarda io è da 20 giorni, da quando è iniziata la campagna elettorale, che mi vado sgolando ripetendo quella che per noi è una vera e propria ossessione, non è neanche un programma, è un'ossessione. Perché vede, c'è chi promette che ridurrà l'IRAP per quanto riguarda il costo del lavoro, chi vuole togliere l'IMU, ognuno ha le sue. Sono alcuni provvedimenti condivisibili, altri meno, però il punto questo è un punto d'arrivo, ma come ci arrivate a trovare i soldi per togliere l'IRAP sul costo del lavoro? Come ci arrivate a trovare i soldi per restituire l'IMU? E io questo lo sto dicendo ossessivamente. Noi abbiamo uno Stato che è una bagnarola, che disperde risorse immense di denaro in 1000 rivoli di sprechi, di inefficienze, di burocrazia. C'è una cupola, e uso il termine cupola non riferito a San Pietro, ma riferito ad altre associazioni. C'è una cupola nella pubblica amministrazione fatta di 80-100.000 persone che hanno stipendi fuori da ogni ragionevolezza, che vive sulle spalle di questo paese. Abbiamo un ordinamento istituzionale che è da ricostruire da cima a fondo. 5.000 comuni con meno di 3.000 abitanti che hanno bisogno di stessi... lo sto facendo, io riprendo quello che ha detto il professor Chasen prima. Come fa ad abbattere questa burocrazia? Queste persone che sono ancorate proprio nei vari ministeri, come li fate a togliere? Chi va al governo? Come farà a toglierli? Quelli che faranno ricorso al primo sindacato, al TAR, al Papa faranno ricorso, uso anche questo eufemismo. Cioè, come può un governo funzionare se ci sono tutti i funzionari vecchi, se c'è la volontà politica di riformare le istituzioni di questo paese, i risultati si ottengono e non c'è che l'imbarazzo della scelta, perché in questo paese non c'è una sola amministrazione dello Stato che risponda. E guardi che la mia non è una critica ai dipendenti pubblici, perché dentro è pieno di professionalità straordinaria, di persone che vorrebbero poter essere messe alla prova della competitività, della meritocrazia. È l'organizzazione complessiva che è farraginosa, ma ne dico una che per me è la più grande follia collettiva di questo paese. Siamo l'unico paese di pazzi che fa gestire la sanità pubblica dalla politica, perché di fatto le regioni non sono altro che dei carrozzoni inefficienti che gestiscono male e in modo clientelare la sanità. E la spesa corrente della sanità negli ultimi 5 anni è aumentata del 50% e si mangia ogni anno fette crescenti di risorse di questo paese che vanno sprecate in 1000 rivoli di appalti. Ma sapete che ci sono ASL che pagano fino a 2.500 euro le protesi all'anca? Questo è negli atti conclusivi della commissione parlamentare sugli sprechi in materia sanitaria. ASL che pagano fino a 2.500 euro l'acquisto di una protesi all'anca che sul mercato costa 250 euro, che pagano fino a 100 euro un vetrino per le analisi che sul mercato costa tra i 5 e i 10 euro. Vogliamo parlare della Regione Veneto che ha appena approvato la realizzazione in Veneto di un centro di medicina protonica, costa 1 miliardo, che serve per curare alcune tipologie di tumori rari per i quali si ammalano ogni anno in Veneto 10-15 persone, e io dico, se serve per salvare una vita anche una sola può giustificare la spesa. Ma dovremmo forse considerare che il Trentino Alto Adige ne sta costruendo uno di analogo, l'Emilia Romagna ne sta costruendo uno di analogo. Che senso ha averne 3 che costano 3 miliardi di euro in un bacino di popolazione dove il punto più lontano è a 150 km da casa? Non ha senso, questo è sperpero di denaro pubblico. Vogliamo parlare dei 20 miliardi di euro che ogni anno se ne vanno in consulenze? Abbiamo una pubblica amministrazione sovrabbondante e spendiamo 20 miliardi di euro per far fare compiti della pubblica amministrazione a privati che poi, se va a vedere, sono sempre gli stessi, così come sempre le stesse sono le aziende che si aggiudicano gli appalti, e non solo a Roma, anche qui in Veneto. Vogliamo andare a vedere l'elenco delle imprese amiche di Galan prima o di Zaia dopo, che chissà come mai sono sempre quelle che vincono gli appalti in questa regione, siano gli appalti della sanità, delle infrastrutture, delle strade. C'è un mare di denaro da andare a recuperare, però vede, l'opposizione deve controllare. E chiudo, vede, fino a qui si può dire, ma sono 40 anni che la politica parla di mettere mano alla burocrazia e non l'ha mai fatto. Però, come dire, nel male in cui stiamo, forse c'è una speranza, perché fino a qui la politica, che tutto sommato aveva interesse a conservare questo, che in qualche modo è un potere che anche controlla e gestisce, sapeva che tanto aveva comunque 2 leve da utilizzare.
più debito pubblico e più tasse per pareggiare il debito pubblico. Oggi entrambe queste leve sono precluse alla politica, perché non possiamo fare un euro in più di debito pubblico, perché ce lo impedisce l'Europa, ce lo impediscono i mercati, e se aggiungiamo ancora un euro di tasse ammazziamo il paese. E io ho la speranza, e noi saremo al governo come centro democratico, nel centro-sinistra, se i cittadini ci daranno il consenso, per portare ossessivamente questo tema, dall'abolizione delle province, dall'uscita dello Stato, da tutta una serie di questioni economiche delle quali si è impossessato arbitrariamente. Si parlava prima delle società controllate, ma ne posso citare una, guardi. Ma il partito di maggioranza è d'accordo? Il PD praticamente è d'accordo? Ma le dicevo, questa oggi è uno stato di necessità per la politica, e noi saremo lì a ribadire ogni giorno che questa deve diventare una priorità per il Paese, ma chiunque vada al governo, questo oggi è stato di necessità. O cominciamo a intaccare questa macchina di una burocrazia antica, improduttiva e che, come dire, si automoltiplica nell'inefficienza, oppure non troveremo le risorse per far niente, né per togliere l'IRAP, né per restituire l'IMU o fare qualunque altra cosa. Scusate, ma poi per capirci, Ministero dell'Agricoltura, guarda caso ben presidiato dalla Lega in questi ultimi anni, una società, si chiama ISA, dovrebbe fare finanziamenti alle imprese del settore agroalimentare. Il presidente nominato da Zaia è un venetissimo padano amministratore della Lega. Questa società esiste dal 2005, in 7 anni ha erogato 24 finanziamenti, poco più di 3 finanziamenti l'anno. 2 persone in uno sgabuzzino del Ministero dell'Agricoltura potevano tranquillamente svolgere le pratiche. ISA ha 5 consiglieri di amministrazione, il presidente più altri 4 con stipendi che vanno tra i 150 e i 300 mila euro. Ha un direttore generale, stipendio 800 mila euro. Ha 4 dirigenti con stipendi tra i 200 e i 400 mila euro e 37 dipendenti con un costo medio azienda di 177 mila euro cada uno. Ci conviene fare i burocrati per erogare 3 finanziamenti l'anno. Giordano, la risposta, visto che è la Lega, poi ho la pubblicità, se dà la risposta a Donati. Io continuo a dire, no? Mi sembra che ci siano, insomma, spese un po'. Sì, ci siamo un po' spesi un po' troppo avanti. Io credo invece che il ministro Zaia sia stato uno dei pochi ministri che ha fatto qualcosa, che sia riuscito. Per gli evasori delle quote latte. Non è niente vero, le quote latte era un problema che abbiamo tentato di risolvere. Forse bisogna andare a vedere le associazioni di categoria quanto hanno difeso le quote latte. Avete difeso quei 300 agricoltori se che poi non è andato a buon fine, ci sono stati i suoi motivi, lei sta condannando, non so, la Lega, non capisco perché lei condanni la Lega, condanni Zaia. Perché prendete in giro il Nord da 20 anni? Non prendiamo in giro il Nord da 20 anni, voi prendete in giro quando dite adesso bisogna intaccare questo cosa. Lei ha fatto un sacco di parole, ma non ha spiegato numeri. Ma lasci stare i numeri. Come fa a levare questi numeri? Lei mi deve ancora spiegare come fa a levare questi numeri. Io ho una parola, noi abbiamo un progetto, avevamo i costi standard, avevamo un federalismo che portiamo. Se noi facciamo il federalismo, mi lasci parlare per cortesia. Se noi avessimo potuto portare il federalismo con i costi standard e altre cose che erano all'interno del federalismo, perché l'IMU ce la fate passare per colpa nostra, ma era la tassa unica che doveva rimanere nei comuni. Voi state facendo delle chiacchiere, l'unico partito che ha degli obiettivi, ve lo posso garantire, siamo soltanto noi, e per il nord, perché sono sincero, non tralasciando il sud. Mi dica il suo programma, mi dica il suo progetto, il suo obiettivo. Facciamo parlare anche un po' di rivoluzionari, se no parlate solo del sistema. Lei me lo deve dire, perché parlate di banche, di rimpinguare le banche, parlate di piccole e medie industrie, operai si uccidono adesso, si suicidano, operai. Io prima della pubblicità, io volevo da lei la risposta all'accusa, al dato che ha dato Donati per via di quella situazione dove vanno via una caterva di soldi e bastano 2 persone. Dice Donati, io credo, ho molta fiducia sul mio Presidente della Regione. Posso informarmi, perché lui ha dato dei numeri, io non sono a conoscenza di questi numeri. Prometto che la prossima, quando mi sono informato, vengo qua documentato su quanto costa questo rating e poi vi risponderò. Perfetto. Perché adesso lui ha dato un numero. È stato corretto, già di solito delle volte i politici dicono la menano, la girano, le ha detto io non lo so, mi informerò e do la risposta. Perché di esempi così ne abbiamo. Sì, ma esempi così ne abbiamo dappertutto. Possiamo portarne. È un esempio abbastanza importante, mi sembra che ci siano tanti soldi, se fosse così sperperati. Andiamo alla pubblicità, poi d'accordo, Elisabetta mi sta facendo dei grandi segnali, passeremo le telefonate, rimanete con me tra poco.
Vi ricordo anche di seguire tutte le programmazioni del gruppo TV7 dalla mattina alle 7 alle 10 con TV7 alle 7, che vi racconta tutto quello che è successo e che succeda, non quello che succederà, ma insomma con le telefonate da casa potete intervenire, insomma una trasmissione da non perdere con Emiliano Schincaglia e Damiana Schiru ogni mattina dalle 7 alle 10, vi raccomando, TV7 alle 7, tutte le programmazioni del nostro gruppo, del gruppo TV7. Abbiamo la telefonata, Elisabetta, ho preso un po' di tempo, abbiamo pubblicizzato perché avevamo le telefonate in attesa. Sentiamo la prima. Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Pronto? C'è il problema dell'audio, chiedo alla regia, in studio non lo sentiamo. Pronto? Ah, buonasera. Ecco, se alziamo l'audio, brava la regia che l'ha alzato. Con chi parliamo e da dove? Io parlo da Castelfranco Veneto, mi chiamo Franco. Castelfranco, sempre chiedo alla regia se può gentilmente alzare l'audio in studio, grazie. Prego. Franco. Franco, sì, no, da prego. Castelfranco. Franco da Castelfranco. Fare due domande lì all'onorevole o al signore, perché noi siamo tutti signori, a Donato lì. Donadi. Se sa quante ore ordinarie che fa un operaio. Mi risponda che dopo un'altra domanda. Donadi, le ha chiesto a lei quante ore fa un operaio? Farà 8 ore, presumo. No, quante ore ordinarie fa il mese un operaio? Vabbè, 8 per 4, 32? 160, 150. 160 ore mensili, se non fa straordinari. Perché lei quante ne fa? Io prendo 1200 euro netti in busta paga. Per 13 mesi viene fuori 15.600, arrotondo a 16.000 all'anno. Però io lì devo togliermi anche un quinto di stipendio per portarmi sul posto di lavoro. E sono costretto a fare qualche ora straordinaria per poter arrivare la terza settimana, perché tolgo un quinto di stipendio per portarmi sul posto di lavoro, quindi il liquida io lascio giù il 35% di trattenuti in busta paga. Quindi Franco? Quindi praticamente il suo stipendio e quante ore fa lei sul posto di lavoro, che è 1 anno e mezzo che lo paghiamo, mica prende 1200 al mese? Il suo stipendio, io lavoro 1 anno per un stipendio suo dal mese e dopo mi parla di equità, mi parla che siamo in democrazia. Guardi Franco che ha proprio detto questo Donadi, adesso le risponderà Donadi. Grazie alla telefonata Franco, prego. Onorevole, se vuole rispondere al nostro telespettatore. Guardi, io come dire, non ho risposta nel comprendere i problemi di chi oggi davvero fa tanta fatica a vivere, pur lavorando 8, 9, 10 ore al giorno con gli straordinari per cercare di mettere insieme uno stipendio. Quello che posso dire è che in 8 anni che io sono stato in Parlamento non c'è un solo atto, un solo comportamento parlamentare che non sia andato nel segno di ridurre privilegi e diritti economici che avevano i parlamentari in precedenza. In questa legislatura, devo dire, non solo la nostra parte politica, ma con il consenso sostanzialmente di tutte le forze politiche, lo stipendio ai parlamentari è stato ridotto di circa 1.500 euro. Un'altra cosa importantissima è quello che viene chiamato il rimborso per i cosiddetti portaborse, un termine orribile, ma insomma, siccome tutti lo chiamano così serve per capire. Erano 3.700 euro al mese che di fatto venivano dati in mano ai parlamentari che ne facevano quello che volevano. Se erano corretti e lavoravano bene sul territorio ci pagavano l'assistente parlamentare, se no se li mettevano in tasca. Dalla prossima legislatura, quindi a partire fra 201 ore, l'intero importo o sarà giustificato da contratti di collaborazione, affitti di ufficio, oppure non verrà più dato. Quindi c'è stato un importante ridimensionamento. Non si è ancora fatto abbastanza, si farà ancora di più. Le pensioni dei parlamentari sono passate da un importo predeterminato al sistema contributivo, così come per tutti i cittadini, quindi tanto versi per la durata della legislatura. Diciamo che c'è stato l'impegno. C'è un forte impegno di diverse forze politiche e tra queste metto Italia dei Valori, nella quale io ho militato a lungo in questa direzione. Sicuramente dovremmo fare così. Poi però, guardate, c'è un discorso che riguarda la rappresentanza politica. Stabiliamo qual è, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euro, però deve essere
non può essere un importo parametrato al disprezzo che i cittadini hanno in questo momento della politica, perché non credo che in questo modo miglioreremo la politica. Telefonata, sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Sì, salve, buonasera. Ruben Moretto da Pordenone. Moretto, Ruben, mi sembra aver capito, da Pordenone, prego. Sì, niente, io voglio dire una cosa, ho 36 anni. Pronto? Mi sentite? La sentiamo benissimo, se magari la regia Perfetto. ci alza leggermente in studio, grazie, prego. Sì, niente, io ho 36 anni, sono un imprenditore. 4 anni fa ho iniziato a informarmi e a fare quel lavoro che dovrebbero fare i politici, cioè informarsi bene quello che sta succedendo nel mondo, fare un progetto a 10-20 anni della nostra nazione. Le cose che dice Salme sono giuste. E io aggiungerei anche qualcos'altro. Lo sapete che la Germania ha richiesto il 50% del suo oro indietro da New York e Parigi entro il 2020? La Germania. Il Venezuela ha svalutato il 45% la propria valuta, il Giappone ne ha svalutato il 35% la propria valuta, con perdita di potere per i cittadini. Questo cosa vuol dire? Tutti cercano di aumentare le esportazioni, non c'è più trippa. Allora, io, anche il professore, io lo vedo, ha parlato del Monte Paschi, 2 miliardi di Tremonti Bond devono ancora essere restituiti dal Monte Paschi. Questi ci stanno prendendo in giro, ok? Abbiamo un PIL mondiale di 70.000 miliardi, hanno creato derivati che non si sa esattamente la portata, 15-20 volte il PIL. Noi come facciamo a ripagare questo tipo di economia? Allora io parlo con Donati, il sistema salta da solo, non è il se salta, è quando salta. E quando salta sono cavoli amari, perché abbiamo milioni di persone da sfamare, siamo totalmente dipendenti dalle multinazionali. Qua succede qualcosa che direi paragonabile a un medioevo moderno. E non esagero. Stiamo a vedere, io ho lanciato una mia visione. Non possiamo avere una visione dell'IMU, queste sono scabbie che ci sono, lo sappiamo benissimo. Se volete, ho parlato anche con un assessore regionale che mi ha detto del Friuli, un assessore regionale, tuttora in carica, che mi ha detto che loro governano sul 51% di ignoranti e anche se il 49% sono cavalli di lato non gli frega niente. Questa è la visione di arroganza della politica italiana. Questa va annullata. E di conseguenza va messo un piano giù a 20-30 anni di energia e soprattutto sufficienza alimentare, perché quello che ha fatto la Germania, e nessuno lo dice, sta ritirando il proprio oro prima che arrivi una grande crisi. Secondo, è autosufficiente all'80% per l'energia e l'alimentazione. Noi invece siamo fregati. Grazie alla telefonata, Elisabetta, ne abbiamo ancora in linea, sì, grazie. Poi chiedo a tutti, per questa telefonata dà proprio un segnale drammatico, cioè qui succede la fine del mondo. Io chiederò poi al professore Manocasi e ai nostri ospiti se c'è qualche rimedio, perché se questa è la telefonata del futuro del mondo, davvero lo vedo, dobbiamo fare le scorte per mangiare, insomma. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Da Padova. Il nome, grazie. Dino. Prego, signor Dino. Vorrei fare qualche domanda ai signori politici che c'ha lei in studio. Perfetto, prego Dino, prego. A Donati, per esempio, che è un po' che in Parlamento. Eccolo qui, Donati. Voi dite che facciamo parte della comunità europea, facciamo parte di qua, facciamo parte di là. Perché non vi diminuite voi parlamentari? L'ha appena detto. Sì. Ma invece voi aumentate sempre di più, giusto? Prendete sempre più soldi e mai fate schifo, Vabbè, però scusi, non ha seguito la telefonata prima, Donati ha risposto, ha detto che praticamente si sono diminuiti lo stipendio, non c'è più... si sono diminuiti, ma voglio vederlo io, loro posso dire quello che vogliono, lo vedo spesso Donati a Padova che gira in Piazza delle Erbe, ma a me può dire quello che vuole. Vabbè, insomma, penso che sia un diritto. Non saluti la prossima volta. O devo stare anche chiuso in casa adesso. Bianchi, verdi, rossi, siete tutti uguali. Dovete andare a casa. Dicevo prima, va bene, andare a casa perché voi, chi è avvocato, come per esempio Ingroia, con quel titolo di studio che ha, con quel lavoro che fa, ha bisogno di andare in politica. Non so,
Grazie. Meglio fuori politica che quello che prende, sì o no? Grazie, se magari gentilmente i nostri telespettatori, oltre che andare a casi politici che lo dicono ripetutamente, fanno delle domande costruttive, la cosa ci interesserebbe di più. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera a tutti, sono Italo dalla provincia di Padova. Prego Italo. Intanto direttore, mi corre necessità di ringraziare lei e l'editore per una situazione che avete affrontato con molta umanità e molta disponibilità. I telespettatori di questa emittente sanno esattamente a cosa mi riferisco. La ringrazio. Ecco, detto questo, devo unire al mio ringraziamento personale al Presidente anche da parte della signora Angela di Pordenone, che tramite la vostra emittente è riuscita ad avere il mio numero di telefono e ha partecipato con gioia e commozione anche lei alla vostra sensibilità. Tant'è vero che io e la signora Angela avevamo ipotizzato in una trasmissione mattutina che fate voi molto seguita di costituire una specie di rete tra i poveri, i neopoveri e i futur poveri che avremo in Italia. Cioè noi vorremmo poterci aiutare tra di noi, perché non abbiamo più fiducia, e poi spiegherò dei nodi al pettine, se mi concedete un attimo. No, io la ringrazio. Siccome noi non abbiamo più fiducia nelle istituzioni di qualsiasi tipo, abbiamo trovato e vorremmo partecipare a questa emittente per contribuire in qualche modo alle vostre iniziative, che sono utili e importanti. La interrompo perché poi sembra che siamo d'accordo. Io la ringrazio. Il nostro editore insegna a tutti noi che lavoriamo qui di essere vicini alla gente e noi faremo tutto quello che sarà necessario e nelle nostre modeste possibilità per essere vicini a voi. I numeri di telefono li avete, le persone da contattare Italo le avete e noi saremo sempre al vostro servizio, quindi siamo a vostra disposizione. Grazie Crise direttore. Detto questo, se mi concede un istante per quanto riguarda i nodi al pettine, vede direttore, se noi escludiamo il 35% più o meno di persone che vivono di politica o sono avvinghiate in qualche modo al mondo politico, il cittadino normale si trova in questa situazione, si trova in una posizione di sfiducia totale, ma non solo nella politica, ma anche nella dirigenza di questo paese, a prescindere dal fatto che dovremmo sapere e conoscere dov'è ubicata la parte dirigenziale dell'Italia, perché chi è che ci dirige? Siamo noi italiani o sono all'estero? Sono in Europa? Sono in America? Sono delle congregazioni di oligarchi che ci comandano? Dov'è la dirigenza di questo paese? Io non so dove sia la dirigenza di questo paese, non la vedo. Ricevo delle disposizioni da parte del mio Presidente del Consiglio, che questa sera mi onoro perché mi ha definito cialtrone. Il mio Presidente del Consiglio ha definito gli italiani che pensano che lui abbia contribuito allo sfacelo del paese, li ha definiti cialtroni. Ecco, io mi onoro di essere uno dei tanti cialtroni per il mio Presidente del Consiglio, perché penso che il suo governo, con le direttive di Giorgio Napolitano e la partecipazione di Berlusconi, Fini, Casini e Bersani, va bene, abbia contribuito ad affossare questo paese definitivamente. Comunque, detto questo, la mancanza di fiducia ci porta alla perdita della speranza e secondo alcuni noti psicologi e psichiatri la speranza è l'unica veramente terapia possibile, concreta. Ma la perdita della speranza cosa fa nei cittadini, o meglio nei suoi? Induce a un sentimento pericolosissimo che è la paura. La paura è bidirezionale, o si rivolge contro se stessi o si rivolge contro gli altri, e qui in Veneto ne abbiamo delle testimonianze purtroppo dolorosissime ma vere, reali, concrete. Allora io dico questo, che ci vuole veramente una serietà che molto spesso il Presidente di questa emittente invoca per potersi sedere attorno a un tavolo e risolvere i problemi non attraverso le chiacchiere ma con dei fatti concreti, reali, che partano da subito, perché la situazione è veramente drammatica, come ha detto anche l'imprenditore che mi ha preceduto. Vi ringrazio nuovamente e vi auguro buona serata e buon lavoro. Grazie Presidente. Grazie signor Italo, avete tante risposte a dare, ne passeremo leggermente un altro paio, poi faremo l'ultima e poi faremo dopo l'altro break pubblicitario. L'ultima telefonata per questo break, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Bianca e parlo da Albignacedo. Prego signora Bianca da Padova. Per cortesia, sì, in provincia di Padova, rivolgermi all'onorevole Donati. Prego, Donati, prego.
Prego signora Allora, Bianca. buonasera onorevole Donati. Buonasera. Io come cittadino, dovendo esprimere il mio voto alle prossime elezioni, le confesso che ho una grande perplessità e come me penso molti altri. A questo punto mi chiedo cosa hanno fatto i politici nel corso del loro mandato. La risposta che io posso ben darmi è ben poco oppure nulla, perché i problemi reali del Paese sono emersi a catena e l'unica risultante che è apparsa chiara a noi tutti i cittadini italiani è data dagli scandali di ogni genere, frodi, furti legalizzati, associazioni a delinquere, consiglieri, assessori, presidenti corrotti, sperpero del denaro pubblico e così via discorrendo. Ora, i discorsi che vengono fatti in prossimità delle elezioni a difesa o dell'utile, del giusto o della buona politica mi appaiono tutti demagogici e fare politica, lei lo sa meglio di me, vuol dire interessarsi del paese in tutte le sue esplicazioni: lavoro, scuola, sanità, salute, economia, trasporti. E come mai che nessun parlamentare ha messo a nudo veramente tutta una sua posizione economica, partendo dai tagli che veramente dovrebbero essere fatti? Grazie signora Bianca. Avrei anche altre cose da aggiungere, ma se è rapida gliele faccio dire, prego. Sì. Ecco, volevo dire che i tagli avrebbero dovuto partire proprio dalla fascia alta, perché se noi ridimensioniamo gli stipendi dei parlamentari e li riduciamo quindi a stipendi diciamo normali, la politica non viene vista più come il miraggio del fare denaro, ma ogni persona esplicherebbe il suo mandato con serietà, onestà e dovrebbe ridare la fiducia ai cittadini. Certo, ecco, il titolo è anche quello, anche i nodi prima o dopo verranno al pettine. E no? la fiducia che adesso viene a mancare, manca poco adesso alle elezioni, e veramente io ho avuto anche possibilità di scambiare idee con gli altri, non si sa a chi dare il voto. Grazie signora Bianca, su quello che diceva lei noi abbiamo fatto questo titolo, speriamo che i nodi prima o dopo vengano al pettine. Donaldi, una delle cose prima però di sentire le risposte che dovete dare ai nostri telespettatori, mi fa piacere perché abbiamo i nostri telespettatori che entrano nei particolari, dai derivati ai veri problemi sociali, ai veri problemi che ha l'Italia, dunque non sono proprio telefonate prendete e andate a casa, sono telefonate che hanno anche qualcosa di positivo che si può costruire. Professor Manocasi, la risposta al primo telespettatore, ci ricorda la domanda quando ha detto quello di derivati, quello del Friuli Venezia Giulia, che voleva far intervenire anche Salmè, credo, no? Cioè quello che diceva delle banche? Sì, quello delle banche, sì. Lui ha preso in pieno, perché più di tutto gli imprenditori in questo momento sentono questa necessità, non che poi gli operai o altre categorie non la sentono in maniera, diciamo, una conseguenza di quello che sta succedendo, ma quando l'imprenditore sa che non può andare avanti, e questo è il problema, e sa che ha sulle spalle un certo numero di persone che dipendono da lui, è come un generale che manda allo sfascio il proprio esercito, è lui che ha la percezione immediata di quello che sta succedendo, è lui che giustamente fa l'analisi, e facendo l'analisi si rende conto che con questo euro a questo livello qua non possiamo andare avanti. La Cina ha il renminbi che ha una svalutazione del 100% al mese, perché stabiliscono che il valore del renminbi lo stabilisce lo Stato, non gliene frega niente degli altri, perché è una valuta interna e funziona solo internamente. Dopodiché, una volta creato il prodotto, lo vendono al prezzo dell'euro, perché non si fidano nemmeno più. L'euro sta diventando la moneta di riferimento perché è ferma, tutti lavorano con l'euro perché è importante, perché siamo sicuri che se io vendo ho già stabilito adesso, ora per allora, il pagamento e il valore. Però e noi siamo fregati perché non riusciamo a essere concorrenti degli altri paesi.
mi scuso, ma il telefonato del telespettatore diceva questo, che vede un futuro drammatico, dice la Germania ha già voluto indietro tutto l'oro di sua proprietà, va a finire che se continua così il mondo, ha detto una cosa catastrofica, dovrà prima cercare di avere come si dice, saccoccia del mangiare, perché il futuro lo vede nero. Ecco, io chiedo a lei, sarà proprio così oppure io mi auguro che non sia così? Io non so quando succederà, ma certo che siamo tanti e stiamo duplicandoci a una velocità che è fuori del comune. Ora, non è il problema delle prossime elezioni questo, è un problema che succederà tra quanti anni non lo so, è difficile da prevedere, ma viviamo al di sopra delle nostre possibilità su questo pianeta. Non possiamo continuare a girare, a andare da casa a bottega con SUV. Non tutti, Una parte della popolazione vive ben oltre un livello, come dire, sostenibile, e gran parte della popolazione purtroppo invece è ancora in situazioni drammatiche, quindi c'è un disequilibrio. Non possiamo dire che tutto è, come dire, in condizioni catastrofiche, cioè va riequilibrato. Però in Italia tutti hanno una o due macchine. No, un discorso è l'analisi macroeconomica, un discorso è l'analisi interna. Se lei frequenta l'Africa si rende conto dello spreco che c'è in Africa, e non fatto dagli africani, fatto dagli europei. Se allarghiamo l'orizzonte noi usciamo da quello che è il mondo. No, vorrei fare una cosa velocissima, un inciso sul sistema bancario creditizio, visto che è stato citato. Il problema che abbiamo noi è che purtroppo abbiamo delle grandi banche che sono diventate dei grandi gruppi. Però volevo rispondere ai telespettatori perché sto parlando stava rispondendo sì. Qual è il problema del sistema bancario? Che abbiamo purtroppo grandi banche, grandi istituti che invece di fare credito, cioè proprio l'attività bancaria, fanno speculazione, hanno cominciato a fare speculazioni in maniera incontrollata, sono purtroppo le banche più grandi, okay? Facendo speculazione hanno mirato i profitti più alti senza preoccuparsi appunto di difendere quella che è la vera natura dell'istituto bancario. Questo per dire che non è che tutte le banche sono assolutamente, come dire, da condannare, punto e basta. Il problema è fare in modo che il sistema bancario riprenda a fare quello per cui è nato, cioè dare credito, fare finanziamenti e evitare la speculazione. Se le grandi banche per il 70% della loro attività fanno speculazione e purtroppo abbiamo visto molto spesso sbagliano con risultati catastrofici, trascurano il credito, è ovvio che l'economia reale, che ha bisogno di credito, finanziamenti concreti, ne risentirà. Sì, ma bisogna rispondere a quel telespettatore che ho detto prima, io ho un'azienda e la mia azienda è in difficoltà, vado alla banca, chiedo un prestito, non me lo do. Io gli risponderei, ci sono anche banche e banche, fortunatamente nel nostro paese abbiamo ancora un sistema le banche ti danno se tu hai qualcosa da dimostrare. Abbiamo ancora un sistema di banche cooperative, le banche di credito cooperativo e le banche popolari, dove la persona può diventare addirittura socio. So che non è la soluzione. Ma questo dove deve andare, Bori? Deve andare ad una banca in cui può sentirsi partecipe. Ma se la banca vuole che abbia un patrimonio di tot per avere un prestito di tot, allora ci sono delle banche che ti rispondono. Scusa, Bori, come può avere questi 10.000 euro per salvare la baracca? Infatti bisogna fare in modo che tutte le banche e anche queste qui intervengano con dei finanziamenti. Bisogna che ci sia una spinta dall'alto. Come diceva Donadi prima, se il sistema non reagisce dovrà essere, come dire, imposto dall'alto. Perché è bello il discorso, bisogna salvare le banche perché salta il sistema di un paese, ed è vero, però saltano anche le aziende oppure vanno all'estero e se la politica non salva nemmeno queste, salme poi vengo anche da Giordano. Mi permetta, io penso che noi non dobbiamo parlare come Don Abbondio quando utilizzava il latino per non far capire al popolo, no? Io cerco di spiegare come la pensiamo noi insieme al tricolore. Allora, qual è il problema? Perché non è che il problema macroeconomico poi non incida su quell'imprenditore di Pordenone, ok? Qua noi eravamo fino a 10, forse 20 anni fa, che Europa e Stati Uniti mangiavano l'80% della ricchezza mondiale, l'80% della torta. Ora Europa e Stati Uniti mangiano meno del 50% della torta e quella parte di torta che mangiavamo noi hanno cominciato a mangiarla i cinesi, i brasiliani, i russi e così le nuove potenze emergenti. Quindi c'è poco da fare. La nostra ricchezza, che poi venga redistribuita tra Germania e Italia in maniera diseguale, si è ristretta. E quindi? Ora, noi abbiamo adottato delle regole che non ci permettono di competere. Lei mi deve spiegare come quell'imprenditore di Pordenone, non so quanti dipendenti aveva, può competere con un'azienda che in Cina paga un operaio $5 al giorno. È impossibile. Lo stesso problema c'è anche in Germania. Sì, e dopo arrivo. Allora,
o noi, come dire, immaginiamo di adottare dei dazi doganali e questo ci è impossibilitato dal fatto che l'Europa decide, e decide a 27 all'unanimità, quindi basta che l'Italia chieda per il tessile un dazio doganale e in Liechtenstein non ha questo vantaggio, dice di no e tutto si blocca, per cui questa prima cosa non la possiamo fare. Si arriva alla moneta, c'è uno studio che dimostra che in tutto il mondo c'è una guerra valutaria, la moneta cinese viene svalutata, la moneta giapponese viene svalutata, il dollaro viene svalutato, l'unica moneta che non si svaluta è l'euro. Uno studio di una settimana fa diceva che il rapporto tra euro e dollaro a 1,34 agevola, aiuta soltanto la Germania. Ecco perché esportano, perché hanno prodotti di alto contenuto tecnologico che anche a quel rapporto possono esportare. L'Italia avrebbe bisogno di un rapporto 1,16. Non riusciamo a esportare uno spillo. Se la politica monetaria è appaltata alla Bundesbank non ne verremo mai fuori. E questo è il punto. L'ultima cosa che volevo dire, una parte del nostro debito pubblico è una truffa, questa è la realtà. Molti telespettatori non sanno che la Banca Centrale Europea, come prima la Banca Centrale Italiana, per stampare carta moneta, quindi per fare il lavoro che fa una tipografia, prende un aggio, un interesse, che si chiama diritto di signoraggio. È evidente che se fosse lo Stato a fare questo lavoro, una parte di quel debito pubblico non esisterebbe. Noi stiamo pagando delle banche centrali che sono private per fare il lavoro che potrebbe fare lo Stato. Bene. Queste verità non le dice mai nessuno. Va bene, Donati, la risposta sua non gliela dia, la prossima volta che viene mi porta la busta paga, le facciamo vedere che si è diminuito, va bene, perché altrimenti non ne veniamo. Se no va in giro per Piazza delle Erbe. Elisabetta, ricordiamo i numeri per interagire ancora con noi e poi andiamo in pubblicità, prego. Sì, potete continuare a chiamarci, a prenotarvi per intervenire in diretta allo 049 80 777 53 oppure potete mandarci sms al 345 3341 171. Torniamo tra pochissimo. Giordano. Beh, io lascerei un po' il discorso sulle banche, parlerei più di una ripresa di economia, perché con una ripresa dell'economia anche le banche potrebbero fare molto di più. Aiuti quell'imprenditore che ha bisogno di soldi però, certo, per mandare avanti la baracca. La banca dovrebbe cominciare a finanziare gli imprenditori. Non li ridà. Per creare l'economia, e questo bisogna trovare il sistema perché la banca gli dia. Esatto. E credo che se tutte le forze politiche, la politica si mette tutta d'accordo, è tutta d'accordo, perché esiste una maggioranza, esiste un'opposizione. La vedo dura. Ma lo so che è un'avventura, però cosa bisogna fare? No, la vedo dura, dico. La vedo dura, bisogna fare, questa è veramente una necessità. Se non parte l'economia, se non parte le piccole industrie, automaticamente si va a toccare anche il settore. Se solo faccio rompiscatole, io mi metto dalle parti del telespettore e dice la banca salta, io cittadino devo dare i soldi per salvarla. Io salto, mi fanno fallire. Vado lì con la pistola? No, credo sia una solita. Cosa deve fare questo? Aiutatelo. Porca miseria, aiutatelo, perché a parole siamo bravi tutti, aiutatelo. La banca, lo Stato dice dobbiamo aiutare la banca, come diceva Donati, perché non può fallire la banca perché è finito il sistema, e tutti danno i soldi, monti dai 4 miliardi. Certo. Quello che è l'azienda piccola, chi lo aiuta? Io credo che un mio collega, il vicepresidente della provincia, sia già stato in trasmissione qui con voi e una piccola soluzione l'aveva data. Noi sappiamo che sono contento che ci seguite tutti. Sì, tante piccole industrie avanzano un sacco di soldi dagli enti pubblici. Cominciamo da là per aiutare. Cominciamo da là, fare i pagamenti, costringere le banche, perché se vengono fatti i pagamenti io credo che qualche imprenditore si potrebbe salvare. Non sono mica le banche che devono pagare, è la regione e lo Stato che deve pagare. Sì, bisogna mettere in circolo questo denaro. Una volta messo in circolo, credo che l'imprenditore si possa salvare. Non credo che un imprenditore debba sempre andare in banca per continuare o prima o dopo avrà anche un qualcosa di utile. Certo. Questo voglio dire. Le difficoltà vanno valutate e credo che noi tutti dobbiamo dargli una mano. E come fare per dargli una mano? Costringendo le banche a fare qualcosa. Ma questo c'è una forza politica enorme. Lo so che la vedo dura, però deve essere così. Secondo me, se non riparte l'economia, se non riparte un po' di economia, non ripartirà mai niente. Andremo lo stesso al fallimento, anche delle banche. I mutui bisogna essere pagati, perché tutti parlano che in Italia abbiamo un patrimonio immenso, perché tutti siamo proprietari di una casa, di un appartamento. Io vorrei andare a vedere, verificare quanti mutui ci sono, cosa fanno le banche con i mutui.
Adesso li hanno sospesi, fra un anno se non riparte l'economia, cosa farà la banca con chi avanza i soldi? Si va a prendere l'appartamento? Questo voglio dire, la banca, non dico che noi dobbiamo dare i soldi alla banca, purtroppo sono le forze politiche che hanno rimpinguato le casse della banca, ma quando li hanno rimpinguati dovevano anche costringere ad aiutare gli imprenditori. E voi quando eravate a governo perché non l'avete fatto? Ma abbiamo tentato di farlo, sa che se il Veneto votasse il 51% per la Lega, tante cose le abbiamo portate a casa, siamo ancora una minoranza e portiamo a casa quello che possiamo. Quando eravate a governo, Giordano, col PDL avevate una maggioranza straordinaria, tra voi, Fini e il PDL. Ma visto cosa ha fatto Fini? Quando si è parlato veramente di federalismo se n'è andato, forse lo sbaglio della Lega è stato quello di andare subito alle elezioni, non saremo a questo punto, è una cosa che dico al mio partito, quando Fini si è dimesso si doveva andare a casa e basta, chiuso, si andava alle elezioni. 3 anni e mezzo dopo però, sì. Erano già passati più di 3 anni, dico. Sì, io dico, no, ma l'ho detto subito, poi ognuno ha la propria opinione. Vorrei dire un'altra cosa, perché sento tanti telespettatori. Io, se andate a vedere la mia posizione, lavoro nel mio territorio, mi interesso più del mio comune, non della grande politica. E lo faccio gratuitamente, sono un pensionato che lo fa gratuitamente. Non chiedo mai niente a nessuno. È in pensione lei? Io sì, sono in pensione. Faccio complimenti perché è giovanissimo. No, ho 60 anni, ho fatto 41 anni di lavoro. Bene, no, ne dimostra meno, le faccio complimenti. Ho fatto l'università, mi sono preso una laurea. È sfuggito per un pelo alla Fornero. È sfuggito per un pelo alla Fornero. Ti è scappato. Per fortuna, se no andavo, dopo 41 anni non potevo negarmi la pensione, ho fatto 20 anni di paesi arabi, tanto per dire così, lavoravo per le compagnie petrolifere, un po' di esperienza l'ho fatta, il mondo un po' l'ho visto. Gli dico che ho fatto poi degli studi, ho fatto un'università, ho preso una laurea sempre lavorando. Ho avuto non la sfortuna di sposarmi molto giovane e sono ancora assieme a mia moglie. Un'altra cosa così per quella è stata una sfortuna? No, una fortuna. Pensavo, ho capito la sfortuna. È durato moltissimo il matrimonio perché sta scherzando, cerco di drammatizzare, appunto racconto queste cose perché cerco di drammatizzare, però voglio dire che ci sono i politici che sono anche onesti, che lavorano. Non sono tutti quanti come dicono i telespettatori. Certo che il messaggio che passa purtroppo è questo, c'è una sfiducia che è totale. Interessante trovo il professore quando parla di svalutazione dell'euro. Da quanto tempo noi parlavamo della doppia moneta e della svalutazione dell'euro per poter essere competitivi? Abbiamo parlato anche di dazi, ti ricordi? Sì o no? Ci hanno sempre bloccato su tutto. Non so se abbiamo sbagliato le alleanze, perché prima dicevo che Berlusconi per me è un'alleanza tecnica, ma io sono così coraggioso e dico quello che penso. Mi prendo le mie responsabilità. Già all'interno della Lega c'è qualcuno che vota il PD, qualcuno che vota il PDL. Quello è un fatto personale. Sono confusi i cittadini, non dobbiamo io sono convinto che qualsiasi... No, perché spiego perché un segretario della Lega, Regione Boccia, che è venuto qui a trovarci, ha detto pubblicamente, e l'ha detto in esclusiva qui da noi, ha detto se non viene votata la Goisis, che è una parlamentare all'interno della Lega, che era pro Bossi ed è stata tolta dalla Lega, ha detto io voto PD o dirò ai miei di andare a votare al PDL, insomma tutto tranne che la Lega. Certo. Se siete così rotti, voglio dire un po'... Ma non credo che questo è un caso unico. Se lui ha deciso di dire queste cose, io credo che se uno ha, diciamo, chiamiamolo una tessera oppure una fede su un partito, vota il suo partito, non vota il PD, si dimetta da chi è stato eletto e poi vota quello che vuole. Insomma, certo. Sinceramente, anch'io faccio il consigliere comunale, capogruppo, se dovessi andare, non vado fuori dalla Lega per carità, ci sono alcune cose, comunque ogni cambiamento porta comunque a qualche rottura, dai, bisogna dirlo, insomma, quando si cambiano le cose all'interno cambiano le mentalità, cambiano le idee e succede, però non posso garantire, se io dovessi andare fuori dalla Lega mi dimetto prima di tutto come consigliere in comune, certo. Perché sono stato eletto con i voti della Lega e con i voti della Lega me ne vado fuori. Vogliamo ricordare di che comune anche? Se posso dire il comune di Vigo d'Asdare. Certo, come non. Sì, sono stato candidato sindaco e purtroppo abbiamo fatto 2 liste del centrodestra per 200 voti e comunque una buona esperienza anche il consigliere, ma voglio dire che tanti politici, se il signor Donati adesso lui ha fatto l'onorevole, però gira per il centro di Padova, credo sia sul diritto di girarlo, se poi mi attacca sulle cose che sarebbero da dire un sacco di cose sulle società. Donati dopo questa trasmissione quando gira per Padova e piazza deve andare via, con attaccato non lo stemma del centro democratico ma lo stipendio. Lo stipendio? Allora che si è ridotto allora può... No, perché tutti hanno il problema di pubblicare il stipendio, se tutti io pubblico la mia pensione molto tranquillamente. Insomma, non ho nessun... No, certo, ma credo che oggi la gente dia fastidio questo perché viene ridotto tutto e non sa, magari come diceva Donati, che anche i parlamentari si stanno un attimino in piccola parte riducendo il proprio stipendio. Ma noi lo sappiamo Cosaglia è stato il primo forse, no? Sulla regione a fare la riduzione di quelle auto blu e altre cose, tutti mettono un po' di suo. Il problema è che il messaggio non passa.
Io mi ricordo, facevo l'assessore nel 97, quando passavo per la strada, i miei concittadini dicevano guarda che passa l'assessore, ma che bravo. Se passo adesso mi dicono nasconditi, chiuditi in casa. E questo non può essere per la politica, o la si cambia radicalmente, o si trova un sistema per dare fiducia. Il messaggio non passa, siamo tutti ladri. Generalizzato, vince Grillo perché passa sto messaggio. Voglio vedere dopo però cosa succede. Senza nulla togliere, il disagio sia bancario, sia finanziario, economico, il disagio va interpretato con la gente, insieme alla gente, aiutandola. Ritorniamo noi a giocare a cose serie. Sì. Non sembra serio no, sì, intendo, no. Io vorrei risolvere il problema di quell'imprenditore che non sa ammazza che lui. Adesso lei mi dice come faccio a risolvere il problema? Se la banca non ha delle garanzie, l'imprenditore non dà i soldi. Deve essere la politica, la regione per prima, in primis, perché poi ho sentito sul primo intervento la regione sono tutti i bussalotti, tutti i baracconi, bisogna levare tutto qua, l'Italia proprio non esiste più, leviamo anche la terra. Ci sono altre economie come quella agricola che adesso un po' sta crescendo. Lo so che in tempo di crisi l'agricoltura, questa può portare anche benessere, può portare soldi. Comunque le banche devono essere costrette a aiutare gli imprenditori, certo con una garanzia però. Rosato. Qualcosa in questo senso il governo Monti ha già fatto con i mini corporate bonds, cioè sono forme di finanziamento. No, Monti ha prima salvato le banche. Monti ha salvato le banche per noi paesani perché sono delle forme di finanziamento, sono degli aspetti tecnici, me ne rendo conto nemmeno, io sono un esperto. Sì, però se vai in banca all'imprenditore non gli danno i soldi neanche a lui, Infatti. Il problema non è questo, comunque il nome già dice che sono cose importanti. Questa è una forma di finanziamento che può agire nel futuro attraverso due leve. Una è quella della Cassa Depositi e Prestiti e una è quella del Fondo Italiano Investimento. Chiaramente bisogna ampliarne il mandato. Il problema è che per accedere a queste forme di credito noi abbiamo piccole e medie imprese che sono troppo piccole e quindi non riescono ad arrivare ad avere queste forme di finanziamento. Bisogna cominciare a convincerli a fare rete. Ma scusi, prima le avevano, prima le avevano, e noi nel Veneto siamo nati con l'impresa sul campanile. Noi nel Veneto siamo nati in questa maniera, però come diceva, prima il professore ricordava una cosa vera, che però oggi sarà difficilmente realizzabile. Nel 1992 noi abbiamo svalutato, governo Amato, abbiamo svalutato la nostra vecchia lira parecchio pur di poter tornare sul mercato. Noi siamo stati sbattuti fuori poi da una tempesta valutaria scatenata contro la lira sterlina. Sono due cose completamente diverse. E fino per tutti gli anni 60 ci hanno sbattuto fuori dal sistema monetario europeo. Non abbiamo svalutato. L'abbiamo svalutata noi, l'abbiamo fatto negli anni 70, lo abbiamo fatto anche negli anni nel 92 e lo abbiamo fatto anche nel 92 finché poi ci hanno sbattuti fuori. Qual è il problema? Che oggi, non potendo più contare sulla leva della svalutazione, non riusciamo a essere competitivi perché ci sono una serie di lacci sul mercato che sono terribili. Io lo dicevo già prima, uno degli impegni che abbiamo preso è quello di restituire i crediti o una grossa parte dei crediti che la pubblica amministrazione ha nei confronti degli imprenditori. Questi sono un costo. Guardate che uno dei problemi che stanno affrontando gli imprenditori girando a fare campagna elettorale, ce lo stanno ripetendo, credo che sia accaduto anche a voi, è che quando lavori con la pubblica amministrazione devi essere in regola col DURC, col documento unico di regolarità contributiva, altrimenti la pubblica amministrazione non ti paga. Ma se non hai del denaro non puoi pagare i contributi e quindi non puoi prendere i soldi che avanzi dalla pubblica amministrazione. Si è innescato un circuito che è davvero perverso. Noi stiamo dicendo cominciamo a restituire questi crediti, interveniamo in questa maniera, interveniamo snellendo lo Stato. Devo trovare i soldi è sempre la solita domanda. Ma ci sono una serie di cose che non costano assolutamente nulla e che si possono già fare. La riforma del mercato del lavoro non costa nulla ed è una legge ferma che è stata impedita. Non avete appena fatto la riforma? Sì, quella riforma è stata fatta, lei lo sa meglio di me, con dei veti incrociati assolutamente inaffrontabili in quella situazione. Poteva essere fatta molto meglio, criticata da destra perché è una riforma troppo di sinistra e criticata da sinistra perché è una riforma troppo di destra. Vedi che i lacci sono tanti quando si parla Lega, PDL oppure... i lacci sono tantissimi in una situazione di governo tecnico con una maggioranza composita. Devo anche dire però, perché anche questo è onor del vero, poi magari provo anche a dare 2 o 3 risposte a qualche telespettatore. Ma dove saltano fuori i soldi dalla riforma del mercato del lavoro? Perché liberalizzazione del mercato del lavoro possono... I soldi da dove vengono fuori? La liberalizzazione
del mercato e le liberalizzazioni e le riforme del mercato del lavoro sono a costo zero. Sì, ma spostano le risorse, non le creano. Spostano, come no? Perdona, qui stai dicendo una cosa che non è precisa. Nel momento in cui passiamo da un contratto a tempo determinato, Cocopro e quant'altro, a contratti a tempo indeterminato con maggiore flessibilità in uscita, questa cosa non costa assolutamente nulla. Certo, costa in termini di rendite di posizione di alcune organizzazioni sindacali forti, perché altre organizzazioni sindacali su questo hanno iniziato a ragionare e stanno dicendo che va assolutamente bene. È una riforma che non costa assolutamente nulla, ma è una riforma che è stata fortissimamente osteggiata ed è osteggiata ancora oggi, tant'è che nella coalizione di centrosinistra esiste una parte disponibile a discuterne ed esiste una parte che ha già detto: noi di questa cosa non discuteremo mai, anzi siamo contro Monti, che è peggio di Berlusconi perché vuole toccare l'articolo 18. Questo significa... ma sono problemi marginali. Bisogna spiegarlo a Vendola che una parte è stata già toccata. Mi scusi Rosato, e poi per fare un giro... Cioè gli skate dove li vanno a prendere? No, al di là di tutto, noi sono tante... Donati, in questa campagna elettorale sono tante promesse, tutte valide, io non discuto quella più, quella meno, però dopo la maggior parte difficilmente verranno attuate, oppure c'è la volontà di attuarle, però chissà per quale motivo difficilmente vengono attuate, perché se venissero attuate molto probabilmente qualche problema si risolverebbe. Beh, io credo che una cosa sia chiara non solo da questa serata ma da tutta la campagna elettorale, che per la politica questo è davvero l'ultimo appello. Se la prossima legislatura non riuscirà a cominciare a risolvere in fila uno dopo l'altro alcuni problemi del Paese, cominciare a smettere di litigare, cominciare a fare cose concrete, a dare prospettive, a introdurre riforme, se i cittadini non vedranno che poi queste riforme cominciano a incidere sulla loro vita quotidiana, semplificando le cose, risolvendo problemi, creando opportunità, credo che veramente le prossime elezioni, altro che io che cammino la domenica in piazza... È rimasto impresso questo? No, guardi, cosa vuole? Non mi eri, ma lo dicevo anche un po' scherzosamente. Vede, mi piacerebbe, due cose vorrei dire. Una, rispondendo sul discorso delle banche, anche dell'imprenditore che non trova i soldi, e poi una, sì, visto che sono stato chiamato in causa personalmente da più telefonate. Io credo che una riforma che si potrebbe fare, partendo da quello che dicevo prima, che è veramente impossibile in un'economia moderna consentire che delle banche di grandi dimensioni saltino. Questo però potrebbe essere coniugato con un altro principio che a mio avviso è facilmente realizzabile se c'è la volontà, e cioè cominciare a distinguere due tipi di istituti di credito: quelli che fanno il credito e per i quali deve valere quello che oggi c'è, e cioè la garanzia dello Stato. Lo Stato, è una delle cose buone che ha fatto il governo Berlusconi, ha dato una garanzia che comunque vadano le cose, i depositi dei cittadini presso le banche sono garantiti dallo Stato. Fino a 100.000. Questo a mio avviso dovrebbe però limitarsi esclusivamente a quegli istituti di credito che scelgono di vivere di credito, quindi depositi dei cittadini, e che a quel punto sono costretti, per creare utili, a ritornare a dare i soldi in prestito. Certo. E per farlo devono ricominciare ad andare a guardare nella qualità dei loro clienti, dell'imprenditore serio, onesto, che magari non ha un grande capitale a garanzia ma ha le idee, ha la voglia, ha la passione di fare, e allora lì riscopri il fare banca che sta dalla parte del ceto produttivo. E poi le altre, quelle che vogliono vivere facendo soldi su quell'economia di carta che giustamente quell'ascoltatore prima ricordava, quella economia fatta di derivati che con l'effetto leva vale qualcosa come 10, 12, 15 volte il PIL mondiale. E quelli, sia le banche che ci scommettono i soldi, sia i cittadini che ce li mettono in quelle banche lì per avere più utili, lo fanno a proprio rischio e pericolo. Ecco, io credo che in questo potrebbe stare un modo per riequilibrare il mondo del credito. Per quanto riguarda poi questo dato, ho finito davvero in 10 secondi, questo dato di questa profonda credine verso la politica, io voglio solo dire una cosa. È, come dire, in qualche modo una ruota che gira. Io ho cominciato a fare politica entrando in Parlamento 8 anni fa, dopo che per 23 anni avevo fatto l'avvocato, che avevo assistito da cittadino che lavorava, e lavorava tanto, a uno Stato gestito male, a una cattiva politica. Ho detto, questo è il momento di mettersi in gioco,
è troppo facile stare a criticare, bisogna mettersi in gioco. Ed è andato con Di Pietro e ora si è tolto, mi deve dare sono anche andato con Di questo Pietro, poi per ragioni che ho spiegato in questi mesi me ne sono venuto via da Di Pietro, ma credo di aver sempre agito nel rispetto di quei valori che 8 anni fa mi hanno portato a stare in politica. Oggi capisco che però è difficile far passare questo concetto, la gente è delusa da tutta la politica e tende a mettere tutto insieme, però quello che voglio dire è che gli anni passano in fretta. Nella prossima legislatura ci saranno 100 parlamentari del Movimento 5 Stelle alla Camera e fra 5 anni cosa diremo? Che anche loro sono gentaglia, sono ladri perché non hanno risolto tutti i problemi del Paese. Io credo che fare il cittadino oggi sia difficile, dare il voto sia ancora più difficile, ma ci deve essere uno sforzo straordinario di guardare alla credibilità e alle storie delle persone, perché non è tutto uguale, la politica non è tutto uguale. Andiamo in pubblicità, poi vi faccio intervenire. No, volevo solo fare una poi domanda. devo stare il professore, andiamo in Sì. pubblicità, poi Elisabetta passiamo, ci scusiamo con i telespettatori, 2 o 3 telefonate perché sono lì che sono arrabbiati, ci diamo tra poco, rimanete con noi. Rieccoci, allora subito passiamo alle telefonate come promesso, sentiamo la prima, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Anzi, buonanotte oramai. Con chi parliamo e da dove? Buonanotte, sono Ivano qua, un piccolo artigiano qua della provincia di Treviso. Prego Ivano da Treviso, un piccolo artigiano, se alziamo l'audio studio, grazie, prego Ivano. Allora, diciamo che sono già con l'acqua alla gola, mi manca ancora che mi metta il cappio e sono a posto, no? Sì, ma non fatemi queste come si fa a dare credibilità a quella gente là che vanno a provare una gente che drogarsi in gruppo non è più un reato? Com'è che si fa a dare credibilità a queste persone, a questi politici qua di merda, perché sono solo di merda e basta? No, manteniamo, Ivano, le spiego, io le do la linea, gentilmente se riusciamo a fare un discorso più corretto. Sì, no, io sono d'accordo con lei. Mi scusi signor Ivano, mi dica perché lei è in difficoltà, andiamo con ordine, per quale motivo lei non stia a fare nemmeno lei quello che ha detto prima, perché si può risolvere tutto nella vita, basta rimanerci. Per quale motivo è in difficoltà lei che è un piccolo artigiano? Voglio entrare con la banca. Perché non c'è lavoro? Non c'ho lavoro, sono rimasto senza lavoro, ho debiti da pagare, ho 2 figli da mantenere e la moglie malata. E devo che ad ancora credito quei bastardi là di politici che fanno la votazione e si approvano che drogarsi non è più reato. Ho capito Ivano, però rimaniamo dentro. Che si vergognino, Ivano, devo chiudere la telefonata. Che vanno a zappare i campi. Ivano, devo chiudere la telefonata. Pensavo di avere un aiuto dalla parte sua, se mi è di aiuto io le lascio il telefono. Ha chiuso, non mi piacciono, finisco un attimo, non mi piacciono queste telefonate. Se avete dei problemi, e poi la faccio parlare. Ma non è esasperato. Esatto, esasperato, però io le do la linea per parlare con i politici e per poter, se possiamo, risolvere il problema, mica per chiudere il telefono in faccia, ci mancherebbe. Siamo qui apposta per ricevere queste telefonate. Parolaccia può scappare, non è sì, vabbè, però insomma, se invece di far così chiede ai politici presenti se c'è qualche possibilità, voi date la risposta più corretta possibile. Se uno telefona e offende, credo non sia nemmeno bello da sentire questo. Però questo, Donadi, è un altro dei telespettatori che gli rimane il cappio, ha detto, più o meno. E sono telefonate drammatiche, bisogna prendere, che la politica deve prendere in considerazione, ma per davvero questa volta. Posso fare un'osservazione? Certo. Guardiamo i paesi da dove telefonano. Treviso. No, fino adesso le telefonate dove sono venute? Tutte? No, anche Vicenza. Veneto, tutte Veneto. Sì, anche Pordenone c'era. Sì, una di Pordenone. Non si può... cosa vuol dire? Noi siamo una televisione del nord-est, sì. ci chiamano anche da Roma le altre volte, ci chiamano da Roma. Quando il concetto è più... Siccome seguo la sua trasmissione so che chiamavano anche di fuori. Posso sollevare il problema del registro dei cattivi pagatori? Credo che il problema, per me il problema... Non possiamo dire alla gente a casa, chiamateci per cortesia. No, il problema è generalizzato, io dico, no? Passo alla telefonata, dopo vengo da voi. È iniziato più sul Veneto. Risolvete il problema di quelli che sono messi in quelle condizioni. Sentiamo la telefonata, pronto? Ovunque. Pronto? Buonasera, con chi parliamo da dove? Sono Elisa da Roma. Da Roma, le va bene da Roma? Oh, sì, certo che va bene. Ecco, no, va bene, prego signor, mi dica. Posso? Prego. Posso parlare? Certo. Dunque,
Comunque, io ho chiamata l'altro venerdì e ho prospettato un problema. I suoi ospiti nessuno sapeva niente. Allora, le società concessionarie dei cosiddetti giochi d'azzardo debbono dare 98 miliardi di euro allo Stato, di cui 32 miliardi la società Atlantis di Corallo che è amico di Fini. Se sono amici non mi interessa. Adesso solo Salvini in un passaggio ha detto 2 righe proprio molto timidamente. Sembrerebbe che stanno facendo un concordato per pagare 1 miliardo. Nella Ballarò del 16 gennaio il nostro ex ministro dell'economia Tremonti, parlando con Fini, ha detto: no, tu non mi hai sfiduciato per le tasse, tu mi hai sfiduciato per Corallo, ma te lo dico fuori. Glielo dice fuori. Questo onorevole che lo conosco, tra l'altro, che avete inquadrato adesso, Donati, lo riquadriamo, vede Donati che la conoscono che è a Roma? Perché Tremonti glielo dice fuori, scusi ma noi siamo cittadini italiani, il nostro ex ministro dell'economia, bravo, non bravo, onesto, disonesto, non lo so, non lo conosco, non ho il piacere o il dispiacere, non si sa. Perché non lo dice in televisione qualche cosa ci passa fra Corallo e Fini? Glielo dico io. Corallo si è comprato mezza isola San Martin, c'ha la sede sociale a San Martin e noi vediamo i giochi dei concessionari e gli italiani vanno tra un po' a chiedere elemosina. Ma scusi, cioè voglio vedere se se ne parla adesso. Ma nessuno sa niente, mi pare impossibile. Di questo argomento non parla nessuno. Donati, grazie signora. 98 miliardi di euro non è la finanziaria. Noi abbiamo pagato l'IMU, niente di male, si deve pagare, la paghiamo. Aumentiamo la tassa di nettezza urbana 10 volte, la paghiamo. Non ho capito perché, per far rubare questa gentaccia, scusi, mi consenta di dirglielo, lei lo so che si dispiace se uno parla, però noi non ne possiamo più. Ma non è che non ne possiamo più di pagare le tasse, non ne possiamo più di vedere tutti questi onorevoli, poi onorevoli di che non si sa, che non dicono niente di questo argomento. Vorrei sapere se qualcuno questa sera ne vuole parlare. Certo, grazie signora Bianca. Perché Tremonti ne parla fuori, certo. No a Ballarò. Grazie, le do la risposta. Grazie a lei. Grazie, la telefonata, va bene, hanno chiamato da Roma, ce l'hanno ascoltato subito da Roma, visto? Sì, ma non posso, un altro problema, non dell'azienda. No, va bene, però... In crisi, va bene, dai. No, sto scherzando. Ha ragione, Elisabetta, facciamo così. No, la prossima telefonata... Scusate, è la stessa cosa. Sì. Ci sono 94 miliardi che devono pagare da anni, da e non hanno ancora pagato e non pagheranno perché concorderanno una cifra forfettaria di 1 miliardo. E queste aziende, compreso il signor Berlusconi e compreso D'Alema, sono dentro queste aziende. Lo vogliamo dire? Donati, voi lo sapete, dico, come parlamentari di questa cosa. Diamo la risposta a questa signora. Stanno mangiando lo Stato. Ma guardi, noi in Parlamento in questi 5 anni... Ha chiamato la settimana scorsa, ha detto nessuno, avevamo onorevoli che la settimana scorsa, nessuno sa niente di questo. Sì, confesso che non è un tema che anch'io ho seguito in prima persona. Comunque in questi 5 anni, come gruppo a cui appartenevo allora di Italia dei Valori, ci siamo molto battuti con interrogazioni parlamentari sul tema dei giochi, perché da un lato c'è altri proprio interessi dorati, altri quello no, ma è chiaro, ma guardi, è una faccenda abbastanza risaputa che c'è stata una spartizione politica di queste società che si occupano di giochi. E tra l'altro la cosa grave è che questi gestiscono un volume di affari enorme, in alcuni di questi ci sono anche soci poco trasparenti collusi con la criminalità organizzata, hanno le sedi in paradisi fiscali, hanno un trattamento fiscale assolutamente agevolato e nonostante questo hanno accumulato enormi importi di evasione fiscale. Credo che sia un tema sul quale vada fatta chiarezza, ma a parte che posso dire, per me poi c'è un problema in più, insomma, io veramente trovo intollerabile che in un momento di questo genere
si lucri sulla debolezza delle persone, sulle speranze di giocarsi qualche soldo con l'azzardo. Io credo che uno Stato serio in un momento come questo le dovrebbe far sparire da tutta Italia le macchinine. Sì. Telefonate, passo poi verso sì, certo, poi vengono da lei. Telefonate, sentiamole. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Il telefono da Trieste. Da Trieste, chiamo bene, Gracco, sì, bene. sono al solito. Prego, Gracco. Porta fortuna, Trieste. Bene. Da Trieste. Prego. Sto notando una cosa questa sera, che io nel mio telefonino, col mio telefonino sento la vostra trasmissione con uno scarto di circa 3-4 secondi. Quindi al telefonino se che non va bene. Se lei adesso parla, scusi, se lei parla, le parole che lei dice arrivano in ritardo. Il mio telefonino che ha dei difetti? No, le spiego. Lei ha il televisore acceso? Sì, ma vada vicino al televisore, abbassi un po' l'audio e mi sentirà in contemporanea. No, lui ha un ritardo. È un ritardo. Dice il tecnico e il professor. Sì, è il professore tecnico. È un ritardo determinato dall'encoder, quindi il suo telefonino non può andare sul labiale del televisore. Ho capito. Ecco, ha capito come funziona, però. Non può andare, scusi? Sul labiale, cioè non va al passo con l'audio del televisore e il video del televisore. Ho capito. È in ritardo. Se lei ha un iPad dovrebbe arrivare l'audio e il video assieme, perché hanno un altro modo di encodare però lo sentiamo ugualmente, Gracco. Se lei rapidamente ci vuole dire la sua opinione, le diamo lo spazio, prego. Io sono rapido. E la cosa che mi preoccupa, come sempre, è che c'è un atteggiamento qualunquista da parte degli ascoltatori nei confronti del Parlamento. Io l'ho già detto altre volte, il Parlamento è l'unico mezzo attraverso il quale si può gestire la Repubblica. Quindi a me il deputato tal dei tali, se guadagna di più di me, non è che sia lì il problema, non sono i 600 o i 1000 rappresentanti popolari che sono dentro alla Camera dei Deputati e al Senato, che sono il costo della Repubblica. Perché se è vero quello che ha detto la signora poco fa, che non si incassano 98 miliardi di euro, e allora c'è qualcosa che non va nel sistema. Ma cosa c'entrano i deputati? C'è il governo, quindi fra l'altro questo è il punto. Allora, qui stiamo distorcendo le cose, e poi fra i presenti c'è qualcuno che ha detto le banche devono dare il prestito a chi gli chiede il denaro, alle imprese. E perché? Il mercato del denaro è un mercato libero, la banca dà i soldi a chi vuole e secondo le sue valutazioni. Perché uno deve dare i soldi a chi? E allora perché quando la banca sta per fallire lei il cittadino italiano deve sistemarla? Come quando la banca sta per fallire? Quando la banca sta per fallire, lei cittadino deve dare dei soldi perché la banca non fallisca? Io non devo dare no, mi chiedo scusa se la interrompo. I cittadini non devono pagare le perdite delle banche saltano ed è finita. No, non è così, non è saltata. Non è saltata, grazie. Scusatemi, il Banca Intesa è il risultato del salvataggio fatto di una banca che è saltata per aria, che è il Banco Ambrosiano, e non le avevano salvate gli italiani. Non esiste relazione fra la storia del Banco di Monte dei Paschi però e Donati, la città. Certo, Greco, però la televisione manda informazioni, ma cerchiamo di essere obiettivi. Vabbè, quindi lei farebbe fallire le banche, insomma, lei non avrebbe problemi. Poi la banca non fallisce, la banca va in amministrazione coatta, che è tutta un'altra storia. Ma non è male, che commette degli errori, quell'azienda va perseguita, deve chiudere, specialmente se gestisce il denaro, certo. Ha un'attività pubblica. Certo. Ma faccio due passi indietro, perché devo abbreviarla, perché ho altre telefonate e siamo già in forte ritardo. Ho capito le altre telefonate, ma se lei non ma lei ha anche il dovere in sede durante la campagna elettorale, lei ha il dovere di comunicare all'opinione pubblica ciò che io le sto dicendo adesso e altri, cioè le storie di 98 miliardi che le banche devono. Le banche non devono un fico secco, le banche sono libere ed è finita. La Banca d'Italia deve e non fa, fra l'altro, che non ha controllato il Monte dei Paschi, tanto per chiarire. Ecco qui chi doveva. E i deputati, non so se tutti, dice l'onorevole Donati, che di professione fa l'avvocato se non sbaglio, ma
l'onorevole Donati è stato informato sistematicamente tutti i giorni, in tutti i minuti di quello che succede nell'ambito degli affari economici e dei rapporti pubblici della nostra amministrazione pubblica? Credo di no, non credo sia in grado di farlo. Una parte li vede, una parte non li vede. Quindi come si fa a scaricare le responsabilità degli errori, degli abusi, delle illegalità sulle spalle del Parlamento? Graccola, il Parlamento non se ne fa un secondo, no? Così, che qualsiasi cosa succeda, questo è criticare aspramente il Parlamento sulla base di quanto guadagna o non guadagna il deputato è la negazione assoluta della volontà che ci sia una Repubblica, punto. Tutti ne rendono conto, perché di fronte allo stipendio del deputato che è lì presente c'è qualcuno che nell'ambito della pubblica amministrazione, come fra l'altro gli enti pubblici tipo, come si chiama, Scaroni, quello di Vicenza, che guadagna 5-6 milioni all'anno. Grazie. Dico lui per non dire gli altri. Gracco, grazie, chiedo no, perché diversamente si fa del qualunquismo negativo e nefasto. Bisogna votare, ci sono le elezioni, è il momento in cui nei comizi, come c'era nel costume dell'antica Repubblica di Roma, si può decidere, la gente voti il diavolo che vuole, ma che non avendo le informazioni non precise. Ringrazio il professor Casen per l'acchiarimento che mi ha fatto prima. Grazie. Le chiedo scusa Gracco se le chiudo la telefonata, perché se io vi faccio parlare tanto togliamo lo spazio degli altri telespettatori. Mi piacerebbe farli intervenire tutti, però se siete così prolissi devo per forza di cose non far passare le altre telefonate, quindi se vi interrompo che non è educato chiedo scusa, ma devo farlo. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Claudio? Claudio da dove? Da Verona? Prego, ecco, finalmente sono in linea. Prego. Buonasera. Allora, io ho iniziato a seguirvi che la trasmissione era già iniziata, conosco di vista l'onorevole Donati e ho visto che c'è un esponente del movimento Ingroia, non so gli altri personaggi chi siano, le altre persone. Bene, abbiamo Monti, abbiamo la Lega e abbiamo la Fiamma Tricolore. Ecco, allora, io preciso che non sono iscritto a nessun partito e mi trovo quasi nella situazione di quell'altra signora che non so ancora di preciso chi votare. Alcune cose prima di arrivare al discorso politico. Ho apprezzato quello che hanno detto quasi tutti e quasi ognuno dei presenti ha detto qualcosa di giusto. Il problema è che ognuno di loro vede un pezzettino, giustamente il suo giusto, ma non vedono l'insieme. L'Italia purtroppo è in una situazione, adesso in campagna elettorale tutti danno la colpa all'altro, no? A Berlusconi, a D'Alema, a questo, a quell'altro. Purtroppo sono anni che l'Italia è entrata in crisi per la concorrenza spietata dei mercati esteri, indiani, cinesi e dell'Europa dell'Est. Lo sappiamo tutti. Il discorso è che non siamo più competitivi e rischiamo veramente che non ci sia salvezza. Ed è un cane che si mangia la coda, perché il discorso è questo, che il governo non ha soldi, emette bot, i bot li devono comprare le nostre banche con i soldi che hanno, quindi non hanno più soldi da imprestare agli imprenditori. Gli imprenditori a loro volta non sono più competitivi ed è inutile che le banche, anche se avessero pochi soldi, li imprestano a un'impresa che fa frigoriferi, perché andrebbe avanti altri 6 mesi e riempirebbe ancora di più il magazzino di frigoriferi che non riuscirebbe a vendere. Vi faccio un esempio, perché magari sul mercato ci sono frigoriferi cinesi o fatti in India o nei paesi dell'est che costano di meno. Purtroppo, come ha detto un signore lì, gli unici settori dove potremmo avere spazio nel futuro sono l'agricoltura, il vino, la moda, il turismo, quei settori lì. Però molte industrie purtroppo non sono riconvertibili in poco tempo e questo è il nostro grave handicap, e tutti i politici in campagna elettorale che stanno promettendo non saranno, come avete detto voi prima lì, non saranno in grado di mantenere le promesse, perché non ci sono i soldi nello Stato. E tra parentesi, l'unica cosa che alcuni hanno detto ma sono stati messi da parte sarebbe quello di limitare la spesa pubblica, ma non lo stipendio ai parlamentari, perché io sono il primo a dire che i parlamentari dovrebbero avere un ottimo stipendio perché rappresentano noi cittadini, ma anche perché per renderli incorruttibili. Ecco, a questo punto facciamo un passo indietro. No, devo salutarla. A questo punto devo dire le cose più importanti. Però avevo chiesto un po' di brevità, però non possiamo. Io ho fatto solo un'obiezione su quello che avete detto. Ma posso tre domande veloci. Le lascio le domande e mi dà le risposte ai suoi politici. Prego. Allora, velocissima. 1.
Primo, non sono mai invitati diciamo, delle persone del popolo normali, non iscritte ai partiti, a partecipare a questi interventi, specialmente nelle altre televisioni. Non è vero, lei non ci ha seguito, abbiamo invitato che persone normali. Beh, allora, Anzi, secondo, le spiego, mi dispiace che lì Toto Donati, che è innocente e ingroia, non ci siano politici che possano rispondere a questo. Primo, perché con quel coraggio si presentano alcuni partiti, ma non a livello qui locale, ma a nazionale, che non hanno ci hanno fatto fare un referendum che è costato milioni di euro. Dopo mesi si sono messi tutti d'accordo per quintuplicare il rimborso elettorale ai partiti, va bene, e hanno incassato così tanti soldi che non sapevano più come investirli, in case, terreni, lingottini, abbiamo sentito, e quindi come mai nessuno, visto che Donati è un avvocato, non ha fatto una denuncia alla Procura della Repubblica? Perché ci sarà qualche ente che difende i cittadini, perché quello è stato un raggiro bello e buono. Volevo saltare. Poi, come mai i partiti che hanno promesso di ridurre i parlamentari a 500 non l'hanno fatto? Sa perché non l'hanno fatto? Perché a febbraio dell'anno scorso hanno avuto paura di Grillo che gli portassi via tanti seggi. Mi può ascoltare un attimo? E adesso a noi ci tocca pagare 500 deputati in più. Perfetto, sono milioni di euro che vanno via. Stia attento, noi abbiamo, siccome lei è uno che sa molte cose, le sta spiegando, abbiamo il suo numero di telefono, le prometto che la inviteremo dopo le elezioni a ospite prima che bisogna invitarli. No, le spiego perché, aspetti un attimo, abbiamo un unico venerdì, poi ci sono le votazioni, se ne mancavano di più l'avrei invitato, non posso spostare le votazioni per lei, lo vorrei fare ma non posso farlo, però le garantisco che la invito in trasmissione appena passato, così lei ha la possibilità di avere lo spazio e dire la sua, va bene? Posso buttare un sasso? No, basta, ha già buttato dei vaccini, ha già buttato dei vaccini, la saluto, arrivederci, c'è l'ultima Elisabetta, per cortesia l'ultima davvero, chiedi gentilmente Elisabetta, fammi una cortesia quando chiami le persone che siano brevi perché così non possiamo altrimenti passare. L'ultima, chiedo scusa a tutti gli altri che non possiamo passare, chiedo scusa anche agli ospiti se abbiamo sentito queste telefonate che se sono sicuramente importanti. Sentiamo l'ultima, anzi non la prima. Pronto, buonanotte, chi abbiamo in linea? Sì, buonasera, sono Pino da Trieste, buongiorno. Pino da Trieste, prego. Sì, sulle tematiche in generale della politica, io penso fare una tavola rotonda, ad esempio, davanti allo stabilimento Ilva di Taranto, ad esempio, no? Che secondo me sarebbe un po' il riassunto di tutte le situazioni di cui in gran parte si discute, no? Ad esempio, non so perché non devono fare lì l'acciaio se non lo fanno in India, vedi la concorrenza, no? Ad esempio, come mai un che lavora in fonderia va a casa con 1.200 euro al mese, magari un centrocampista della rottura con milionarsi, ad esempio, no? Perché, insomma, ecco, secondo me, insomma, paradosso, no? L'operaio che lavora in fonderia, che deve lavorare per poter guadagnare, per curare il familiare, che si è presa, diciamo, non so, la malattia a causa dei fumi, ad esempio, no? Cioè, una discussione, no? Cioè, di fronte a situazioni che raccolgono un po' insieme tantissime cose e spiegare alla gente la soluzione, come si può addivenire. Secondo me lo stabilimento Ilva di Taranto sarebbe l'estrema sintesi di tutte le situazioni che attraversiamo in questo momento, non so. È stato molto chiaro. Fanno convegni nella città di mare, in montagna, ecco, davanti a uno stabilimento e spiegare a chi va a casa un salario perché forse questo salario non lo prenderà più, o lo prenderà la metà, o potrà prendere il doppio. Dare una spiegazione davanti a tutti, davanti all'azienda. Grazie alla telefonata. Abbiamo sforato, poi in conclusione vado dal professore. Adesso chiedo scusa, però abbiamo avuto molte telefonate, però vi do lo spazio che meritate perché dovrebbero votarvi. Avete un minuto di tempo, iniziamo da Giordano. Beh, io credo di essere stato chiaro anche prima, il nostro partito è un partito territoriale, credo che siamo a difesa del Nord, io ho la speranza che la Lega ce la faccia ancora perché credo che gli obiettivi, le idee, i progetti di un 75% che rimanga, io avrei chiesto anche di più perché vista la crisi bisognerebbe che ogni regione avesse le proprie risorse a disposizione. Io credo che un federalismo, una svalutazione, e sono d'accordo con il professore, dell'euro, il 75% delle tasse che ritornano, che restano qui da noi, siano la medicina per risanare un po' la situazione che abbiamo. Perciò chiedo ai direttori di avere fiducia ancora una volta nella Lega e, se hanno un po' di tempo, andare a leggere il programma.
che consiglio a tutti anche di leggere gli altri programmi, anche delle altre forze politiche, e poi magari confrontarli e vedere idee e poi decideranno gli elettori. È stato molto anche, come si può dire, con i telespettatori coinvolgente, visto che quando l'ha detto ha chiamato da tutte le parti, poi ha visto Trieste, Udine, Roma, aveva pure solo Veneto, invece ha chiamato a tutti. Boris, no, era soltanto, stavo scherzando. Sì, ma no, era soltanto per far capire che il Veneto sta soffrendo di questa cosa. Io amo il mio Veneto, amo anche l'Italia, per quando carità. Andate tutti al governo, cercate di tutelare le televisioni locali, perché le televisioni locali prendono l'occasione, visto le telefonate che abbiamo ricevuto, sono molto viste, e qualcuno lì in alto che ha il potere delle televisioni cerca di distruggere le televisioni locali, quindi dateci una mano, perché il problema sarà perché rimaniamo poco al governo. Sì, molto velocemente. Allora, premesso che Rivoluzione Civile è fatta per la stragrande maggioranza di persone, diciamo, che non hanno un'esperienza politica, ma questo non vuol dire che non siano persone preparate, motivate e pronte a dare il miglior contributo. Quindi l'obiettivo è quello di portare all'interno del Parlamento il più possibile queste figure che vogliono veramente cambiare la situazione. Punto 2, i capisaldi della nostra coalizione sono la Costituzione, la giustizia sociale e la legalità, principi fondamentali che nel programma sono esplicitati. Ultimo spunto fondamentale: perché votare Rivoluzione Civile? Come è stato possibile sentire, molte cose le condividiamo tra chi è presente qui, vuol dire che siamo tutti coscienti che c'è un momento di difficoltà e dobbiamo intervenire, però allora diciamo al cittadino elettore: se vedi che c'è qualcuno che dice queste cose ma ha fatto parte della vecchia politica, ha fatto parte di chi in qualche modo ha sostenuto l'attività fino a poco tempo fa, prova a fidarti, prova a dare il voto a chi invece si sta proponendo in maniera innovativa e cerca di farlo con uno spirito assolutamente libero, giovane. Ma vorrei una domanda, visto che è un partito che non prenderà molti voti e che potrà incidere nel prossimo governo. Speriamo di smentire. No, io mi auguro di essere smentito, però la domanda è che poi ci saranno dei partiti lì, a cosa servono? No, appunto, non sempre, come dire, le forze politiche da sole riescono a portare avanti un certo obiettivo. A volte c'è bisogno di unirsi, a volte c'è bisogno di fare fronte comune, fare squadra, fare unità, anche facendo un passo indietro, anche magari rinunciando a qualcosa di proprio. E voi con chi vi unite? Ecco, a noi qui potremmo stare a parlare molto, molto apertamente. Ovviamente siamo una coalizione di centrosinistra, speriamo di riuscire ad incidere in maniera significativa per fare dei cambiamenti veramente efficaci per il bene del Paese. Oggi come oggi l'unità o l'alleanza non si vede in maniera concreta, speriamo che dopo le elezioni si riesca a far cambiare idea a qualche fondamentale riferimento. Donati, perché devono votarla? Centro Democratico fa parte della coalizione di centrosinistra, quindi un voto a Centro Democratico è un voto che contribuisce alla vittoria della coalizione di centrosinistra per Bersani presidente. Centro Democratico all'interno della coalizione di centrosinistra vuole rappresentare l'area più liberale e quindi quell'area che è convinta e anzi porterà avanti come una vera e propria ossessione un criterio fondamentale, che delle tante cose belle che sentiamo come promesse elettorali in questo periodo, meno tasse da tutti e per tutti, la cosa che manca è indicare dove si andranno a recuperare i soldi. Ecco, noi invece di fare tante promesse vogliamo dire agli italiani dove andremo a recuperare i soldi, e lo faremo mettendo a dieta, ma una dieta ferrea, uno Stato sprecone, uno Stato che produce burocrazia inefficiente, uno Stato che dissipa quantità immense di denaro in 1000 rivoli, e noi crediamo che da lì ci sia lo spazio per recuperare l'equivalente di 2 o 3 punti di PIL nell'azione di 5 anni di governo. Walter Rosato? Ma perché abbiamo preso un paese che era ridotto allo stremo, il senatore Monti lo ha salvato senza cedere sovranità, lo ha salvato senza avere una troica che veniva qui una volta ogni 2 mesi a imporre una politica economica. Perché abbiamo una formazione fatta di persone che non sono parlamentari, che sono oneste, non sono inquisite. A noi è stato imposto dal senatore Monti di presentare una nostra dichiarazione in cui dicevamo e ci impegnavamo a dire che non abbiamo processi in corso, non siamo stati rinviati a giudizio, quindi siamo persone oneste. Perché anche noi abbiamo questo impegno, l'abbiamo preso con gli elettori, l'abbiamo preso con le persone, di far dimagrire lo Stato, di investire nel lavoro femminile. Devo dire una cosa molto rapidamente alla fine. Intanto
Voglio ringraziare voi per l'invito e anche le persone che sono presenti stasera. Abbiamo fatto un confronto civile, pacato, senza urlare, ed è una cosa molto rara da vedere di questi tempi, e credo che di questo vada dato atto all'editore, a chi conduce questo programma, ma anche alle persone presenti. Non è sempre facile, no, trovarsi in un clima di questo tipo. E concludo molto brevemente. Io voglio qui manifestare la solidarietà alla dottoressa Agnoletto, che è l'assessore di Mira, che è stata licenziata dal sindaco Grillino, Movimento 5 Stelle, perché aspetta un bambino. Ecco, nell'Italia del 2013 ci aspettavamo che questa concezione, no, un po' proprietaria, un po' medievale della politica di fronte alle donne fosse superata, che questa cosa la faccia un sindaco del Movimento 5 Stelle. È ancora più strano che questa persona abbia 26 anni e non abbia capito che il mondo è molto diverso da come lo vede lui. È davvero preoccupante. Ci vorrebbe la risposta. La risposta l'ha data su YouTube e purtroppo devo dire, la risposta è pubblica, il sindaco l'ha data, sono le stesse cose che dicono gli imprenditori quando licenziano le ragazze, le persone, le donne che aspettano un figlio. Sono identiche, abbiamo bisogno di più tempo. Devo sentire le due parti per correttezza. No, ha ragione, ma la risposta c'è su YouTube. Prego Stefano Salmè. Guardi, la fiamma tricolore è l'erede del Movimento Sociale Italiano. Quello che era il nostro slogan storico, e le radici profonde non gelano mai. Secondo me i grandi e i piccoli partiti non sono quelli che prendono tanti voti o pochi voti, ma quelli che discendono da una grande tradizione, oppure sono soltanto dei comitati elettorali, dei comitati di business. Noi siamo ovviamente un grande partito perché abbiamo una grande tradizione. Ci rispecchiamo in quella moralità di almirantiana memoria, quella che Almirante non solo proclamava ma anche come dire, attuava. Siamo un partito che non ama le chiacchiere, ma gli piacciono i fatti, e poi soprattutto c'è tanto pessimismo, e l'abbiamo sentito stasera anche dalle telefonate, ma anche noi insomma tante volte ne spargiamo un pochettino, però noi dobbiamo rivendicare il fatto che siamo una grande nazione. Quindi il motivo per il quale verremo fuori da questa crisi, con tutte le convulsioni di questa crisi, sarà per il fatto che siamo una grande nazione, e come sempre nel passato ne verremo fuori forse anche più forti di prima. Professor Manocase conclude 200 ore e 26 minuti al voto. Se fa le conclusioni anche di questa serata, perché anche la prossima sarà uguale, perché più o meno siamo davvero a poche ore dal voto che mi auguro decide il futuro in maniera positiva dell'Italia. Ma io spero che vadano tutti a votare, ognuno con la propria convinzione. Certamente gli italiani sono stati desautorati da questa legge che non gli consente di scegliere, sono solo così, devono solo adattarsi a una scelta già fatta, e questo è il grave. Io spero che subito dopo questo evento ci sia un governo adatta per poter fare una legge elettorale che sia degna di un paese libero e un paese democratico. Grazie. Sembra sia dura però che ciò accada, professore, perché se alla Camera... No, la rivoluzione ci sarà, perché non possiamo prendere in giro la gente. Cioè, scusate, c'è qualcuno che ha fatto un porcello e se ne è anche vantato, non so. Ma secondo lei, non lo so, ma il rispetto chi vincerà della gente... cambierà la legge elettorale o rimarrà sempre uguale? Cioè tutti vogliono cambiarla, poi quando vanno lì non la cambieranno. Non l'hanno cambiata, ma probabilmente non la cambieranno ancora. Perché ognuno fa le sue cose, non gli interessa lo Stato, cioè il cittadino, l'insieme dell'opinione pubblica fa lo Stato. Il volere dei cittadini messi insieme crea il senso del pubblico. Lo Stato di per sé non esiste, è una fantasia, chiamiamo Stato ma siamo noi messi insieme. Noi apparteniamo a questo Stato e all'organizzazione che ci siamo dati. Se questa organizzazione non funziona e non può andare avanti, non possiamo prendere in giro la gente, perché io vado a votare che cosa? Che hanno già deciso gli altri. Abbiamo visto dei partiti dove sono andati dentro dei banditi, degli assassini, e sono lì. E li hanno lasciati là. Ma stiamo scherzando? Ma io mi vergogno di una cosa di questo genere. E hanno la faccia di restare là e farsene un diritto. Allora, scusate, è stato assolto il direttore di Rai 1 perché aveva usato la carta di credito per 60.000 euro. Allora, se io ho un dipendente
che con la carta dell'azienda spende 60.000 euro e quando lo prende in castagna me li restituisce, no? E allora come il ladro che va in banca, ruba, trova fuori il poliziotto e dice scusi, torno indietro e gli do i soldi. No, ha compiuto un reato, cos'è sta storia? E c'è la giustizia che ha detto che ha anche ragione, l'ha assolto. Ma dove siamo? È il paese dei campanelli questo, è il paese dei balocchi. Ma non possiamo continuare così, ripeto, perché in Parlamento non c'è nessuno che ha il coraggio, la voglia di battere i pugni veramente. Allora, mi scusi, e da questi ragionamenti che facciamo settimanalmente in questa trasmissione e in altre, non ha l'idea che queste elezioni saranno un po' diverse dalle precedenti? Non ha percepito questa idea? Oppure saranno uguali alle altre, secondo lei? Sì, sono diverse perché ci sono dei fattori anomali, tipo Grillo, ci sono dei fattori anomali, ci sono altre forze politiche che si sono aggregate nella speranza di cambiare, promettendo di poterlo fare, ma bisogna che lo facciano poi. E questa è la mia paura. E non è una... Io non voglio colpevolizzare le buone intenzioni, ma Manzoni diceva che l'inferno è lastricato di buone intenzioni. Io non vorrei che una volta che tornano poi in Parlamento o vanno per la prima volta in Parlamento siano fagocitati in un magma che non riescono a venirne fuori. Bisogna creare una costituente che faccia delle regole certe e precise come hanno fatto. E che vengano rispettate. No, che non possano essere più cambiate, perché non possiamo per l'ennesima volta avere uno chaperon che si venda alla politica e ti restituisce l'IMU, non lo mette, e se deve restituirlo, restituisce quello degli altri, ma quello che ha pagato lui, che è molto, lo deve lasciare là, perché chi si avvantaggia dell'IMU in questo momento, scusate, è solo Berlusconi, perché ne ha pagato talmente tanto che metta basta. Ringrazio il professor Manocase, grazie professore di essere stato con noi. Grazie a Adolfo Zordan della Lega, grazie di essere stato con noi. Grazie a grazie ad Alberto Borin, che è stato con noi. Grazie a Massimo Donadi, che è stato con noi, a Walter Rosato, grazie a voi. E anche a Stefano Salmè. Davvero grazie a tutti di essere stati con noi, in bocca al lupo per le prossime elezioni. Grazie a Elisabetta Corazza. Grazie a te Giorgio, ma soprattutto ai nostri ospiti, e saluti i telespettatori, scusandoci per tutti coloro che non siamo riusciti a passare in diretta, però riprovate venerdì prossimo, perché venerdì torneremo con un'altra trasmissione di TV7 Match. Bene, buonanotte a tutti. Che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare. I nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per